Un buongiorno a tutte le persone che si sono collegate sui vari canali internet di Confindustria Vicenza e di CAF Interregionale Dipendenti e che hanno deciso di seguirci questa mattina. Siamo giunti anche quest'anno al consueto appuntamento di approfondimento dedicato al modello 730. E per chi ancora non mi conosce mi presento. Io sono Paolo Ceola, lavoro in area fiscale di Confindustria Vicenza da più di 20 anni ormai e sono l'attuale presidente di CAF Interregionale Dipendenti. A fianco a me vi sono i relatori dell'incontro di oggi, che fra poco avrete modo di vedere ed ascoltare. Si tratta della dottoressa Silvia Peruzzo e del dottor Tamaro Capasso, entrambi di PAI, professionisti associati per l'impresa, la società a cui CAF Interregionale Dipendenti si affida per l'erogazione di propri servizi. Ricordo che CAF Interregionale Dipendenti opera da oltre 30 anni. È stato autorizzato a fornire attività di assistenza fiscale con un decreto ministeriale del 1993 ed è iscritto al numero 32 dell'Albo Nazionale dei CAF. CAF Interregionale è una società partecipata da 30 associazioni confindustriali provinciali del Triveneto, della Toscana, dell'Emilia e di altre regioni italiane, nonché di cui sono anche socie oltre 800 società in qualità di sostituti di imposta. CAF Interregionale però non si occupa solo di redazione e invio dei modelli 730, ma offre una numerosa serie di altri servizi rivolta sia ai dipendenti che alle imprese. Per avere una panoramica completa dei servizi erogati dal nostro CAF potete consultare il nostro sito web all'indirizzo www.cafinterregionale.it. Per le aziende in particolare mi permetto di rammentare due servizi che stanno riscuotendo negli ultimi anni un particolare gradimento. Si tratta del servizio di raccolta e di inoltro dei flussi dei modelli 730/4 e inoltre anche del servizio di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e sui modelli IVA TR trimestrali per poter utilizzare i crediti IVA annuali e trimestrali in compensazione o poterli chiedere a rimborso. Tutti conosciamo gli sforzi compiuti dall'Agenzia delle Entrate negli ultimi anni per quanto riguarda le dichiarazioni precompilate. Le precompilate, tuttavia, non raccolgono ancora tutti i possibili dati necessari per un corretto calcolo del carico fiscale della persona fisica. Generalmente, le dichiarazioni predisposte dall'Agenzia delle Entrate possono essere accettate senza modifiche solamente in presenza di casistiche, per così dire, piuttosto standard. A mio avviso, però, non è un caso che anche nel 2025 i modelli 730 veicolati da tutti i CAF italiani, secondo i dati della Consulta Nazionale dei CAF e dell'Agenzia delle Entrate, siano aumentati rispetto al 2024, anche se, a onor del vero, lo scorso anno il modello 730 ha inglobato per la prima volta i quadri M e T. Rimane dunque sempre importante rivolgersi ad un CAF che sappia erogare dei servizi di qualità, come il nostro CAF Interregionale Dipendenti che, come accennavo all'inizio, ha oltre 30 anni di esperienza. Io direi di entrare subito nel vivo del webinar. Cedo quindi la parola alla dottoressa Peruzzo, non prima però di un paio di comunicazioni di servizio. La prima, il webinar durerà 2 ore e mezza, è prevista una pausa, magari a metà di qualche minuto. I quesiti potete rivolgerli per iscritto, noi li leggiamo e poi magari troveremo il modo di raggrupparli e vi daremo risposta. Terza comunicazione, le slide del webinar di oggi saranno rese disponibili nel tempo più breve possibile sul nostro sito di Confindustria Vicenza in allegato alla registrazione dell'incontro, che quindi potrete comunque rivedere qualora vi fosse sfuggito qualche passaggio. Chiudo la mia breve presentazione, passo quindi la parola a Silvia e una buona visione a tutti. Grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, cercheremo di essere brevi e sintetici, però le novità sono tante quest'anno e quindi, qualche quesito ce lo aspettiamo, anche perché per rendere un po' più vivace la nostra presentazione. Preciso anche che CAF Interregionale poi procederà a fare qualche mini pillola dedicata soprattutto ai professionisti e alle aziende che sono interessate all'assistenza sul 730, che riguarderanno in particolare il quadro C, cioè redditi lavoro dipendente, quadro D redditi diversi, l'MT e il W, quindi tutta la parte reddituale sarà svolta dal dottor Capasso, i bonus edili, le novità 2025, le novità 2026, le risposte dell'Agenzia delle Entrate svolte dalla sottoscritta e un altro webinar, un'altra pillolina diciamo sulle erogazioni liberali e le spese sanitarie che saranno svolte dalla nostra collega dottoressa Bonetto. Partiamo subito invece con le slide del webinar di oggi, dando un po' di indicazioni. Io parto su una parte iniziale e vi do qualche precisazione, riepilogo qualcosa del passato che è sempre utile conoscere, ricordare e poi vi parlerò. Passo la parola al dottor Capasso per l'esposizione del quadro dei redditi di lavoro dipendente e delle detrazioni per familiari che quest'anno hanno subito parecchie modifiche e infine vi parlerò un po' dei quadri del bonus edilizi già da adesso. Allora, riepilogo parlandovi del modello precompilato perché sono sempre comunque dati che l'Agenzia delle Entrate ci dà come da utilizzare nella elaborazione dei modelli 730 e sono veramente importanti per capire come procedere nella gestione di un modello 730. Sono dati che l'agenzia riceve da terze parti, quindi ad esempio dai datori di lavoro o da professionisti per le spese sanitarie oppure dagli interessi passivi dagli istituti finanziari, intermediari finanziari, però ovviamente come tutte le cose, i dati trasmessi possono essere oggetto di errore, quindi vanno sempre attentamente verificati. Questo è un po' il difetto di accogliere la precompilata dell'Agenzia delle Entrate così in automatico senza fare una verifica del dato. Per questo è ancora importante rivolgersi a un CAF, a un professionista per elaborare il modello 730, perché spesso i dati contenuti sono sbagliati e il CAF ha le competenze adeguate per aiutare il contribuente a non trovarsi danneggiato o comunque a dichiarare importi e particolarità dati sbagliati. Allora, intanto il precompilato contiene alcuni dati importanti, sono i dati della certificazione unica, sono i dati degli oneri deducibili e detraibili che sono stati comunicati da terze parti all'Agenzia delle Entrate, alcune dichiarazioni di dati, informazioni recepite dalla dichiarazione dell'anno precedente, alcuni dati dell'anagrafe tributaria. Quali sono le fonti? Allora, importantissimo capire quali sono le fonti perché possono aiutare ad evitare gli errori, soprattutto quando ci si rende conto che alcuni dati non sono stati adeguatamente comunicati o controllati. Ad esempio, il prospetto dei familiari a carico deriva dalla certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro e tiene conto sia dei dati indicati nella certificazione unica, sia dei dati del prospetto dei familiari a carico dell'anno precedente. Ora, cosa succede se io non comunico al datore di lavoro i miei familiari a carico? Succederà che l'Agenzia delle Entrate ritiene questi soggetti non più a carico, toglie quindi non comunica più successivamente tutte le spese relative, sanitarie, istruzioni,
quindi previdenza complementare, tutto quello che riguarda i miei familiari a carico. Quindi è fondamentale che nella certificazione unica siano sempre riportati i familiari a carico, anche se in presenza, ad esempio, di redditi elevati, io non ho diritto a nessuna detrazione. Redditi dei terreni e dei fabbricati, ecco, l'Agenzia delle Entrate qua riprende tutte le variazioni comunicate all'anagrafe tributaria dai notai per le cessioni e gli acquisti dei fabbricati dei terreni. Ovviamente mancano gli utilizzi perché è una condizione soggettiva che l'agenzia non può sapere. Beh, quadro C ovviamente certificazione unica, quadro di tutte le certificazioni ricevute per gli altri redditi quali lavoro autonomo occasionale, per esempio. Manca ovviamente il compenso per redditi commerciali occasionali perché non sono certificati da nessuno, e in più già dall'anno scorso se ne son visti i primi effetti e quest'anno diciamo ci stabilizzeremo sulle dichiarazioni, viene anche recepita la comunicazione che GSE fa per tutti i proventi recepiti a seguito di impianti fotovoltaici. Ecco, questa è importantissima perché va considerata come reddito e va dichiarato. Il quadro E abbiamo tutti gli oneri deducibili e detraibili che sono certificati, intanto rateizzati dall'anno precedente sicuramente, e poi comunicati dagli enti esterni. I dati del quadro F, quindi le eccedenze di credito, gli acconti, tutti gli altri dati, dipende dai pagamenti l'Agenzia delle Entrate li va a prendere dai versamenti con il modello F24 e dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. I redditi d'imposta e i crediti d'imposta si guarda solo alla dichiarazione dell'anno precedente come eccedenze riportate ed eventuali compensazioni con F24. Non recepisce i crediti d'imposta, ad esempio, per l'acquisto prima casa, perché richiedono un conteggio, un calcolo che solo il contribuente, o meglio il CAF, è in grado di fare. Scusate. Che dati troviamo quindi? Troviamo i dati della certificazione unica, quindi abbiamo detto il comune per il calcolo delle addizionali, anche qua se io non ho comunicato la variazione anagrafica del cambio di comune al mio datore di lavoro, avrò un dato errato e dovrò correggerlo. I familiari a carico, come vi ho detto prima, se non li comunico non li avrò e non avrò le loro spese. Tutti i redditi da lavoro dipendente, pensione assimilati, e anche qua possiamo trovare un errore, perché se il datore di lavoro si accorge di un errore nella trasmissione della certificazione unica e poi lo va a correggere con una successiva trasmissione che vada oltre la data di scadenza dell'invio del modello, quindi 16 marzo, io non troverò il dato corretto. E questa è fonte sicuramente di sanzione quando io vado a recepire la precompilata così senza fare una verifica adeguata. Tutti gli acconti versati con modello F24 o con conguaglio dalla certificazione, tutti gli oneri che sono stati detratti nella certificazione. Quando io ho oneri detratti, non sono obbligata a consegnare al CAF i documenti. Ecco, questo è un reminder che ci tengo a inviarvi, perché spesso si va in crisi e non si sa se si debba compilare, consegnare i documenti. Certo, anche questo è un possibile errore per una precompilata, perché l'Agenzia delle Entrate non recepisce gli oneri detratti nella certificazione unica, che è anche un po' un'anomalia, se vogliamo, perché di fatto è un dato che è presente nella certificazione unica, ma l'agenzia non li prende. Quindi nel quadro E degli oneri detraibili non troverete questo dato. E poi abbiamo appunto tutti i dati dei compensi di lavoro autonomo occasionale e le locazioni brevi.
Per terreni di fabbricati e per cessioni, redditi di terreni fabbricati, guarda il modello dell'anno precedente, guarda le i dati immobiliari, le variazioni catastali ed è un dato, il quadro A e il quadro B. Quando ci sono variazioni di atti notarili è importantissimo valutare e controllare bene il dato, perché molte volte è sbagliato. Alle volte abbiamo anche solo variazioni catastali che di modifiche di rendite catastali. Ecco, lì per esempio dobbiamo accorgercene, l'agenzia non segnala nulla e quindi nella precompilata, diciamo, anche qua è possibile fonte d'errore. So che sembra un'operazione di marketing, ma in realtà è la verità, no? Cioè abbiamo sempre un sistema che funziona nei casistiche semplici, più semplici possibili, ma è assolutamente perfettibile e perché presenta ancora parecchi errori. Per questo abbiamo diciamo l'idea di segnalarvelo, perché è importante capire che la precompilata non è, diciamo, proprio una soluzione ideale per tutti. Nell'altri dati della precompilata troviamo le imposte, i versamenti con F24, eventuali crediti d'imposta riportati dall'anno precedente, non quelli spettanti dell'anno in corso, perché abbiamo detto appunto che sono calcoli complessi che l'agenzia non è in grado di fare, eventuali compensazioni di imposte effettuate con F24. Rispetto all'anno scorso, l'unica novità di dato aggiuntivo sono quei contributi ricevuti sui bonus elettrodomestici, quei 100-200 euro che erano stati dati a fine anno per chi aveva, per chi sostituiva i bonus, diciamo gli elettrodomestici con altri di efficienza energetica più elevata. Ecco, l'agenzia lo comunicherà, però non abbiamo ancora, ovviamente questo non è un contributo da tassare, è solo un contributo segnalato perché eventualmente in caso di uno voglia mettersi anche un bonus mobili, sa che ovviamente deve conteggiare, deve togliere questi contributi ricevuti. Certo, l'agenzia l'ha dato come comunicato, ma non ha ancora spiegato il perché. Questa è una nostra deduzione. Continuo a sbagliare. Tra gli oneri detraibili e deducibili troviamo le spese sanitarie, interessi passivi, premi assicurativi, spese per asilo nido, istruzione scolastica, un po' tutte le spese universitarie e funebri. Però diciamo che è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, con alcune differenze importanti, soprattutto per gli interessi passivi, per le assicurazioni, perché lì dovremo dare delle comunicazioni, quindi saranno dati molto, molto anche qua desumiamo perché non abbiamo ancora visto una precompilata di quest'anno, però probabilmente saranno nel prospetto informativo, in quanto le assicurazioni e gli interessi passivi richiedono dei codici diversi e nuovi a seguito delle nuove ricalcoli delle detrazioni e l'Agenzia delle Entrate non è in grado di capire bene, almeno da quello che vediamo noi, quando è stata stipulata l'assicurazione o quando è stato stipulato gli interessi passivi, il mutuo. Lo vedremo poi nella parte pratica cosa succederà nella precompilata di quest'anno, però abbiamo delle importanti variazioni che vanno tenute conto nella compilazione del modello. Troviamo poi i fondi di previdenza complementare, l'erogazione liberale a ONLUS e ETS. Attenzione qua, io preciso che le ONLUS hanno avuto tempo, scusatemi, hanno avuto tempo fino a marzo per presentare l'iscrizione al RUNS, Registro Unico del Terzo Settore. Naturalmente bisognerà verificare quando è stata fatta l'iscrizione come ETS, perché si determina poi la possibilità di dedurre l'erogazione liberale. Questo ovviamente nel 2026 sarà fondamentale. Poi abbiamo varie altre spese, trasporto pubblico, contributi versati all'INPS, lavoratori domestici,
bonifici per ristrutturazione e risparmio energetico, le troviamo più nel prospetto informativo. Cosa è fondamentale? Come vi dicevo prima, è fondamentale, secondo il nostro parere, rivolgersi a un CAF o a un professionista, il quale però deve avere l'accesso alla precompilata, quindi chiederà sempre per legge la delega all'accesso al 730 precompilato. Chi si avvale quindi dell'assistenza di CAF interregionale deve assolutamente rilasciare la delega, altrimenti si viene dato un non conferimento e quello è il modello che sicuramente andrà in controllo. Le scadenze fiscali 2026 sono rimaste invariate, quindi avevamo la certificazione unica entro il 16 marzo, le comunicazioni dei dati e degli oneri da parte degli enti esterni da effettuare più o meno tra febbraio e marzo, variabile a seconda del tipo di spesa, e la messa a disposizione del modello precompilato al 30 aprile. Attenzione, l'agenzia dice sempre 30 aprile, ma in realtà poi ai CAF viene fornita a partire più o meno dal 10 di maggio in avanti, non prima. Mette a disposizione la precompilata per chi fa la precompilata on web, ma non per i CAF, perché essendo abbastanza complesso ci impiega un po' di più, diciamo. In più anche le software house si devono adeguare perché i dati vengono a conoscerli solo una volta resa disponibili i primi file della precompilata. Entro quando inviare il modello, consegnarlo? Il 30 settembre è il termine ultimo per fare il modello 730 ordinario. Al CAF invece abbiamo date diverse. Allora, le date sono invii frazionati e vengono fatti in diversi periodi dell'anno a partire dal 15 di giugno. Il termine primo del CAF è il 15 giugno, poi va in sequenza 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre e il termine ultimo 30 settembre. Segnaliamo che il nostro CAF comunque procede con un invio telematico giornaliero nei mesi di giugno, luglio e luglio. Che cosa significa? Significa che una volta definita e completata la dichiarazione, il giorno dopo è già a disposizione dell'agenzia per il conguaglio. Il modello poi può essere ovviamente, il conguaglio poi viene reso disponibile dall'agenzia in tempi diversi. Allora, per quello che riguarda i modelli inviati a maggio-giugno, il conguaglio, l'agenzia si prende il tempo per fare eventuali blocchi di controlli preventivi o comunque per comunicare il conguaglio al datore di lavoro e lo comunica a partire dal 15 giugno, non prima, perché l'agenzia ha questi tempi. E quindi a partire solo dalla seconda metà del mese di giugno potremo avere i dati dei conguagli dei modelli 730 elaborati fino al 15 giugno. Ovviamente in sequenza, quindi quelli del 15 giugno saranno resi disponibili attorno al 27, 28, 29 di giugno, non prima, perché l'agenzia si tiene sempre circa 10-15 giorni di lavoro della pratica. Cosa serve questo tempo? Serve ad esempio a bloccare i modelli che hanno delle anomalie, quindi a fare i controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quando viene bloccato il modello non passa più per il conguaglio del datore di lavoro, ma passa attraverso un rimborso dell'Agenzia delle Entrate che si prende poi circa 8-9 mesi per erogare il credito quando spettante. Per questo è importante fare le adeguate verifiche del modello. Esempio tipico, io ho dato dei dati sbagliati nel quadro C della certificazione unica e non me ne sono accorta, l'agenzia blocca il conguaglio, non sarà possibile farlo a meno che appunto io sia corretta, quindi ho compilato il modello correttamente, ma il datore di lavoro ha inviato il modello dopo il 16 marzo o l'agenzia tende a bloccarli perché lei ha i dati disponibili al 16 marzo. Se poi c'è stata qualche variazione la devo giustificare, la devo documentare. I pensionati, il conguaglio quindi da 730 diciamo passa di competenza a luglio,
quindi io riceverò i primi dati dall'agenzia a partire dal 15 di giugno e il conguaglio successivo non lo posso fare sulla retribuzione pagata a giugno, anche fosse pagata il 27 di giugno, ma la posso fare solo sulla retribuzione pagata a luglio. Se sono un pensionato, io sono ulteriormente spostato ad agosto-settembre. Poi entro alcuni altri dati da ricordare per i dipendenti, è il 10 ottobre, importante, in cui io posso presentare al datore di lavoro la richiesta di ridurre il secondo acconto, e a novembre invece mi viene trattenuta la seconda o unica rata di acconto che mi spetta. Proseguo velocemente sul modello integrativo, che può essere presentato entro il 25 ottobre per correggere errori, quindi andare a maggior credito. Supponiamo spese non detratte o detratte in maniera insufficiente, e è possibile integrarlo e presentare un modello integrativo. Naturalmente il modello integrativo da sempre è solo tramite CAF o modello, no, da sempre, da un paio di anni, è solo, c'è scritto new ma non è new, è solo in caso di 730 presentato, l'integrativo va presentato solo al CAF. Naturalmente io posso anche accorgermi di errori successivamente, purché sia entro il quinto anno successivo alla presentazione del modello. Allora io recupererò il credito presentando un modello redditi, e questo modello redditi poi mi genera un maggior credito che potrò portare nel modello 730. Qua abbiamo un esempio, ma lo passo perché abbiamo poco tempo. Ultimo, importantissimo, il portale del contribuente. CAF Interregionale offre un servizio gratuito per i dipendenti che si appoggiano, e le aziende che appoggiano i loro dipendenti al CAF, perché sarà reso disponibile un portale dove il dipendente trova il modello 730 elaborato, la ricevuta finale di invio telematico all'Agenzia delle Entrate, necessarie e utili per presentare ad esempio il modello ISEE o per chiedere un mutuo in banca, e in più avrà anche eventuali notizie fiscali, scadenze nel caso in cui ci siano necessità di comunicarle ai dipendenti. Naturalmente il modello 730 può essere presentato da chi ha dei redditi lavoro dipendente, fabbricati, capitale. C'è un ampliamento importante della platea dei soggetti che possono presentare il 730. La lascio alle slide, ma è importante invece precisare anche questa nuova novità che è dall'anno scorso, di presentare un modello 730 senza sostituto, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Quindi io sono alle dipendenze di un datore di lavoro, ma scelgo che il mio conguaglio 730 sia rimborsato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, o eventualmente in caso di debito, conguaglio a debito, io verso direttamente col mio modello F24. Ma perché scegliere questa opzione? La scegliamo ad esempio quando io ho perso il lavoro, ho un lavoro occasionale, ho un lavoro a tempo determinato che mi si è concluso a giugno, entro giugno, e quindi non ho un datore di lavoro che mi possa fare il conguaglio. Oppure ad esempio in presenza di un sostituto che può effettuare il conguaglio, ma per esempio ha poche ritenute, quindi non riesce, supponiamo, solo me come dipendente, io ho un credito elevato perché ho fatto ristrutturazioni edilizie importanti, il mio datore di lavoro non ha capienza per rimborsarmi perché non ha abbastanza capienza sulle ritenute che paga l'Agenzia delle Entrate, perché viene compensato questo credito sulle ritenute, quindi non riesce a restituirmi tutto. Oppure ad esempio ho un debito troppo elevato da pagare al fisco perché magari ho conguagliato redditi da varie certificazioni, e non riesco ad avere una retribuzione ho una retribuzione incapiente che non mi permette di pagare il saldo. A quel punto lì verso direttamente con modello F24 e sono a posto. Oppure so che io sto per finire il lavoro, quindi magari so che termino il lavoro a giugno-luglio, non riesco ancora a fare il modello 730, lo presento senza sostituto, comunque non ho obbligo di presentare il modello redditi, vado direttamente sul 730 senza sostituto.
Altra novità importante, il 730 della persona deceduta. Quando io ho un decesso, per esempio per il coniuge, da gennaio 2025 fino al 30 settembre 2026, 30 diciamo è ovviamente data limite, posso presentare il modello 730 al CAF, cioè non occorre che io presenti un modello redditi. Il vantaggio è che il rimborso è più veloce da parte dell'Agenzia delle Entrate, il modello è più facile da presentare e qualcosa. E quindi essendo più facile da presentare possiamo già presentare un modello 730. Io presenterò il modello 730 in qualità di erede, ma il rimborso del modello non sarà solo a me, ma sarà erogato a tutti gli eredi che risultano dalla dichiarazione di successione. Direi che possiamo già rispondere, vuoi rispondere tu, ai primi quesiti che arrivano. I conguagli, cortesemente mi confermate che posso iniziare i conguagli nella busta paga di giugno erogata in luglio? Sì, è proprio da luglio che si parte a erogare i conguagli, cioè dalla busta paga di giugno pagata a luglio. Se io la busta paga di giugno la pago a giugno, non posso mettere il conguaglio all'interno della busta paga. Sono un pensionato che è il mio sostituto imposta e come devo comunicarlo nel modello 730? Il pensionato all'INPS in generale come sostituto di imposta, potrebbe avere anche altri sostituti tipo EMPA, ma lasciamo perdere. Il caso generale è l'INPS e lo dovrò indicare nel dato del sostituto di imposta, è il primo dato che si presenta nella prima pagina del modello 730, dove io prima mettevo il dato del mio vecchio datore di lavoro, lì metterò il dato dell'INPS, andandomi a cercare poi il codice fiscale dell'INPS nei dati o sul web lo trovate. Attenzione alle detrazioni, perché poi dovrà essere specificato che la detrazione del 4C riguarda il lavoratore dipendente. Alcuni casi più frequenti in cui io non posso usare il 730, ne cito 2, 3, sono: non sono stato residente del 2025-26 perché ad esempio iscritto all'AIRE, non posso fare il 730, ho una partita IVA, non posso fare il 730, ho in locazione più di 4 appartamenti, non posso fare il 730. Poi altra annotazione importantissima sempre sul dettaglio degli oneri è la tracciabilità. Questo perché sono un po' di anni, diciamo, che è richiesta la tracciabilità dei documenti, ma solo recentemente abbiamo iniziato con i controlli dell'Agenzia delle Entrate su questa tipologia, su questa, diciamo, tracciabilità, e abbiamo alcune notizie importanti da darvi. Una delle più importanti è che ad esempio nella parte dei documenti, diciamo nelle fatture dove è indicato come modalità di pagamento bonifico, l'Agenzia delle Entrate richiede la prova del bonifico effettuato. Questo può sembrare un'anomalia, ma la normativa non lo precisava, cioè la normativa precisava che nel caso in cui la struttura sanitaria, il medico, indichi un mezzo di pagamento avvenuto con mezzo tracciabile, non era necessario consegnare i documenti di prova del pagamento. Invece no, nel caso di bonifico l'agenzia lo vuole vedere. Perché lo vuole vedere? Perché non ha la possibilità di collegarlo nel versamento, nella spesa del modello 730 e soprattutto non sa da quale conto corrente è uscito. E anche lì effettivamente poi ci si ritrova con un po' di sorprese quando ad esempio io utilizzo il conto corrente di un altro soggetto, quindi devo farmi poi delle dichiarazioni sostitutive da consegnare all'agenzia. Insomma, un po' di controlli. I controlli sono importanti perché ci permettono di capire come l'Agenzia delle Entrate poi si regola nei fatti, proprio nella parte pratica, e come si destreggia tra le varie normative e come noi dobbiamo anche difenderci da queste modalità. Ricordo che
gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici non richiede la tracciabilità della spesa, del pagamento, e non richiede neanche la tracciabilità quando io pago strutture pubbliche, quindi per esempio pago il ticket dell'ospedale, e quindi non ho bisogno di provare che l'ho pagato. Però se io vado in strutture private, queste devono essere accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Come faccio a saperlo? L'unica modalità è provarlo andando nel sito della regione in cui ha sede quella struttura sanitaria o quel professionista. E ecco, questa è un'altra variazione, un'altra cosa importante a seguito dei controlli, perché ci chiedono la prova dell'accreditamento, quindi bisogna andare nel sito della regione, ad esempio per il Veneto vi ho dato questo sito, ma ogni regione ha il suo link, e ricercare negli elenchi se la struttura è stata accreditata. Io direi che ho finito nel caso l'altra cosa importante è il discorso delle spese sanitarie. L'Agenzia delle Entrate ha permesso di semplificare la consegna dei documenti, delle spese, ma usando il foglio rilasciato dal sistema tessera sanitaria. Anche qua alcune osservazioni pratiche. Non troverò la possibilità di stamparmi il foglio di riepilogo delle spese per i figli a carico, perché non mi è permesso accedervi. Troverò solo le mie. Anche qua il sistema tessera sanitaria, ripeto, è possibile che ci siano errori, perché sono errori a sfavore del contribuente, perché alcune spese magari non sono rilevate, perché ad esempio il professionista, il medico, che un po' magari vuole arrangiarsi, non seguire l'attività direttamente, seguire la sua attività direttamente, vuole risparmiare sulla tenuta contabilità, magari non spedisce le spese al sistema tessera sanitario, perché al momento le sanzioni non ci sono. Quindi alle volte ci troviamo spese sanitarie, spese veterinarie, facilissimo, che non sono rilevate dal sistema tessera sanitario. Quindi se io vado a prendere il dato della precompilata, che è quello che riprende dal sistema tessera sanitario, mi troverò degli errori, però a mio sfavore, perché magari una spesa l'ho sostenuta ma non c'è dentro. Nel caso in cui ci sia una difformità, io posso consegnare al CAF questo elenco dichiarando che l'ho prelevato dal sistema tessera sanitario, quindi con un'autocertificazione, e il CAF non mi chiederà nessuna documentazione prendendo quel dato. Naturalmente nella mia autocertificazione dichiarerò anche che non ho ricevuto rimborsi successivi su questo elenco, rimborsi da casse di assistenza sanitaria, e quindi il CAF prenderà questo e non devo consegnare scontrini, fatture, ticket e così via. Se però io ho una spesa in più, un'aggiunta, ad esempio, non so, vado a fare una spesa all'estero, questa ovviamente non sarà all'interno del sistema, e quindi dovrò consegnarla con la prova di pagamento unitamente a questo elenco. Non è che devo ripresentare tutto quanto, presenterò l'elenco più eventuali spese sanitarie da aggiungere. Ecco, io lascio la parola al mio collega dottor Capasso e vi riprendo nel momento in cui parleremo dei bonus edili. Buongiorno a tutti, poi lo sposti qua un attimo. Okay. No, questo qua. Allora, con me vedremo le novità, le principali novità che ci sono quest'anno nel modello 730, e da prima vi faremo un'elencazione, un elenco delle principali novità, dopodiché andremo ad approfondire quelle che ci sembrano le più impattanti quest'anno, sia dal punto di vista del conteggio che dal punto di vista della richiesta che potremo trovare da parte dei contribuenti dell'utilizzo. Vai.
Rispondiamo prima ad un quesito. Sì, allora, un quesito da signor Alberto. Allora, ho ereditato degli immobili da mio fratello deceduto nel 2025, ma la dichiarazione di successione è stata presentata in data gennaio 2026. Devo considerare la dichiarazione del 2025 o il prossimo anno? Dobbiamo assolutamente 25. dichiararli nel modello 2025, perché è dalla data del decesso che inizio a produrre dal giorno successivo alla data del decesso che si iniziano a produrre redditi sugli immobili ereditati, quindi vanno dichiarati già da quest'anno. Certo, a prescindere da quando si presenterà poi la dichiarazione di successione. Dal momento del decesso inizia ad essere nella propria disponibilità e quindi va indicato nel quadro dei fabbricati. Ok, e una prima novità, vedete la conferma della riduzione degli scaglioni di reddito e quindi delle aliquote IRPEF applicate. È una riduzione da 4 a 3 avvenuta già nel 2024 che viene confermata nel 2025. Vedremo alla fine del webinar che nel 2026, quindi quest'anno, nel 2026 verrà apportata una ulteriore modifica, cioè andrà ridotta, gli scaglioni resteranno sempre 3, ma verrà ridotta l'aliquota da 35 a 32 con un impatto anche sul calcolo delle detrazioni, ma lo vedremo alla fine. Per quest'anno di imposta 2025 quindi gli scaglioni di reddito restano 3 con le aliquote dell'anno precedente. Parimenti quindi resta l'innalzamento che deriva da questo cambio di scaglioni, l'innalzamento della detrazione del lavoro dipendente collegata a questa, elevata da 1.880 a 1.955, solamente per i redditi inferiori a 15.000, quindi presente nel 2024 e in linea c'è anche quest'anno, questo innalzamento della detrazione. Questo vi ricordate già dall'anno scorso e impatterà poi nel conteggio del trattamento integrativo e poi nella gestione del rigo C14 del 730. Dopo lo ripassiamo. Una delle novità invece più importanti riguarda i familiari a carico, ovvero è stata abolita la detrazione, quindi parliamo di detrazioni per familiari a carico, quelle detrazioni forfettarie legate alla presenza di familiari. Poi andremo a specificare meglio cosa intendo. Quindi queste detrazioni per figli a carico viene abrogato nel caso di un figlio che abbia un'età maggiore di 30 anni. Che non sia disabile. Quindi c'è un limite anagrafico importante, nel senso che quando il figlio compie i 30 anni di età, i genitori non possono più beneficiare della detrazione per figli a carico. L'unica eccezione che fa il legislatore è la concessione nel caso di questi figli ci fosse la presenza di un figlio disabile e l'età anagrafica non conta. Quindi il limite di 30 anni non vale. Introdotto un nuovo credito d'imposta che gestiremo nel quadro G, che riguarda praticamente un tentativo da parte del legislatore di incentivare il trasferimento di personale sanitario e scolastico nelle zone montane, quindi un'agevolazione in caso di acquisto di immobili in quelle zone. E un'altra novità è la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti, ovvero il legislatore ha inserito per il 2025 anno di imposta, ma confermato anche nel 2026, 2 agevolazioni per lavoratori dipendenti che verranno gestiti principalmente, e già l'avranno fatto, dai datori di lavoro, ovvero una erogazione, una prima agevolazione che è legata a un reddito inferiore ai 20.000 euro per lavoratore per reddito complessivo, e ci sarà un riconoscimento di un importo che andrà a scaglioni, che lo vediamo, sono 3 scaglioni per applicare questa agevolazione. Sono somme che non concorrono a reddito imponibile. E poi ci sarà invece, è prevista una ulteriore detrazione, quindi un importo che va ad aggiungersi già alle detrazioni per lavoratore dipendente, pari a euro 1.000 per i redditi complessivi tra i 20.000 e i 40.000 euro, e che poi questi 1.000 euro vanno a diminuire a seconda dell'importo del reddito quando si passa dai 20 ai 40 fino ad azzerarsi. L'altra novità sono la detassazione di somme erogate da parte del datore di lavoro oppure rimborsate a favore di
dipendenti che sostengono spese per la locazione o manutenzione di immobili se trasferiscono la loro sede nel comune dove ha sede la propria azienda per la quale lavorano. Quindi viene un po' agevolato, diciamo, il trasferimento nel comune in cui ha sede il datore di lavoro, con una detassazione delle spese sostenute in caso di sostenimento di canoni di locazione o manutenzione immobili. Poi la vedremo meglio, la scheda però è riservata soltanto ai lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 25 fino al 31/12/25, quindi con un'agevolazione per il trasferimento della sede, della residenza nel comune in cui ha sede il datore di lavoro. Un'altra importante novità invece legata insieme a quella che dicevamo prima dei familiari a carico è quella relativa al conteggio che bisogna applicare per poter utilizzare le detrazioni, ovvero hanno legato ulteriormente a dei limiti non solo reddituali ma anche di carico familiare. Con questi due criteri, reddituali e di carico familiare, c'è un conteggio da fare per poter limitare la possibilità di detrarre le spese. Il concetto base è che una volta arrivati a trovare il monte di detrazioni potenziale, in realtà poi in base al reddito e al carico dei familiari, questo monte di detrazioni potrebbe essere abbattuto o diminuito. Ed è una norma che incide su tutte le detrazioni, sia quelle che derivano dal TUIR, quelle ormai a regime, oppure che arrivano anche da altri provvedimenti. Quindi un po' tutto l'articolo 15, detrazioni del 19%, detrazioni per bonus fiscali, eccetera. Dopo lo vedremo. Hanno eliminato la riduzione forfettaria di €260, vi ricordate l'anno scorso, una volta fatti i conteggi delle detrazioni spettanti, c'era un abbattimento in caso in cui il reddito complessivo fosse maggiore di €50.000. Veniva abbattuto forfettariamente di €260 ed era valida solo per il 2024. L'abbiamo indicata qui perché, intanto per ricordarci che quest'anno non c'è, ma anche per ricordarci che in realtà poi nel 2026, quindi salta soltanto il 2025, nel 2026 ne hanno introdotta una similare di €440, quindi un abbattimento forfettario, legato al fatto, come vi dicevo prima, che nel 26 verrà diminuita la seconda aliquota IRPEF, quella da 35 a 32, per recuperare quello che l'erario ha perso in quella 2% di aliquota. Hanno introdotto un abbattimento di €444 forfettario dopo i conteggi fatti nel 730. Però ecco, è una cosa che vedremo l'anno prossimo, hanno imposto nel 2026. Nel 2025 non c'è nessuna riduzione, non ci sono questi abbattimenti forfettari, non c'è questa di 260 e neanche quella dei 440 dell'anno prossimo. Vabbè, detrazione comparto sicurezza, segnaliamo semplicemente la riduzione dell'importo di detrazione riconosciuta. Trattamento integrativo, invece il conteggio viene confermato quello del 2024, quindi con questa piccola riduzione di €75 che è legata all'innalzamento della detrazione per lavoratore dipendente da 1.880 a 1.995. Tassazione delle mance nel settore turistico alberghiero. L'impostazione della norma è la stessa dell'anno scorso, hanno soltanto introdotto delle variazioni per quanto riguarda la quota di reddito sul quale al massimo si possa applicare la tassazione del 5% e il reddito complessivo di riferimento dell'anno precedente, che è un requisito da rispettare per poter accedere a questa agevolazione. Detrazioni di spese scolastiche hanno innalzato il limite da 800 a 1000. Le criptoattività, questo è importante, hanno eliminato qualsiasi forma di franchigia, di soglia iniziale, quindi in caso di cessione di beni, di criptovalute, la tassazione avviene su tutta la plusvalenza, non c'è una prima soglia di esenzione di 2.000, mentre fino all'anno scorso magari una plusvalenza di €1.000 non doveva essere dichiarata. Da quest'anno 2025 ogni euro di plusvalenza va tassato. Detrazione e bonus mobili, per quest'anno il limite di spesa è di €5.000.
E l'ultima novità elencata è il valore dei terreni partecipazioni. Sapete che esiste a regime ormai la normativa che dà la possibilità di affrancare, di dare un maggiore valore ai terreni o alle partecipazioni detenute da persone fisiche in società di capitali. Queste rivalutazioni danno la possibilità, in caso di vendita di terreni o delle partecipazioni, di non dover tassare magari tutto il valore a un valore di mercato attuale, magari la partecipazione è vecchia, anche il terreno, l'acquisto è datato, ma permettono con un'imposta del 18% di far emergere questo valore e a farlo avvicinare, insomma, a quello che è di mercato. Adesso questi, già dall'anno scorso, insomma, la gestione di queste rivalutazioni avviene nei quadri M e T per le plusvalenze. La normativa è la stessa, ci sarà necessaria una perizia di stima, il pagamento di questo 18% in 3 rate annuali e l'indicazione in dichiarazione dei redditi. Viene confermato quindi a regime la grande novità degli anni scorsi, il quadro M e quadro T e quadro W, in questo caso parliamo del quadro M e quadro T, e che ormai fanno parte e vengono confermati a regime nel modello 730. Allora, una delle novità di cui abbiamo parlato nell'elenco è che da considerare sicuramente tra le più importanti, è la modifica delle detrazioni per familiari a carico a partire dal 1 gennaio 2025. È stabilita quella detrazione per figli a carico che hanno un'età anagrafica maggiore di 30 anni. E in più sono state abolite, per quanto riguarda gli altri familiari a carico, le detrazioni legate a familiari che non siano ascendenti con il contribuente, quindi possono essere solo genitori e nonni. E in più è richiesta tassativamente che per avere il riconoscimento della detrazione ci sia l'elemento della convivenza. Mi raccomando che stiamo parlando del riconoscimento della detrazione, non stiamo parlando del riconoscimento del figlio o del familiare per la detrazione di un onere legato ad essi, ma per la detrazione forfettaria che il TUIR riconosce. Quindi, introdotto questo limite anagrafico, un figlio che abbia più di 30 anni, dai 30° anno di età in poi non può più essere considerato a carico per ottenere la detrazione forfettaria, a meno che non ci sia un soggetto disabile. In questo caso non vi è alcun vincolo anagrafico. Gli altri familiari hanno cancellato la detrazione per altri familiari, quindi non c'è più la detrazione per il suocero, perché convivente, oppure che aveva gli assegni di mantenimento, suoceri, figlie, sorelle, fratelli. Gli altri familiari, cioè quelli del 433 del TUIR, del codice civile, non possono più godere della detrazione. Gli unici sono, come altri familiari, ripeto, gli ascendenti conviventi, cioè i genitori e nonni. Quindi per questi esiste ancora la detrazione. Ci ricordiamo che dal 1 marzo 2022 è stato introdotto l'assegno unico universale che ha sostituito le detrazioni per figli a carico, però quindi le detrazioni competono adesso solo per i figli con 21 anni o più. Quindi quei figli a carico però che siano minori di 21 anni, tutto viene gestito attraverso l'assegno unico universale. Dai 21 anni in su invece c'è la detrazione, che quindi si può utilizzare o tramite datori di lavoro o riconosciuto nel 730. Ulteriore elemento è questo dei 30 anni di cui abbiamo parlato fino adesso. È molto importante però, noi interessa molto sottolineare questo, la compilazione del modello 730. Qui vi abbiamo inserito il nuovo quadro, quello del 730 2026 imposta 25. Vi raccomandiamo di compilare sempre questo quadro, anche se i familiari non godono della detrazione per familiare a carico, ma sono comunque fiscalmente a carico, che sono due cose diverse. Nel senso che un figlio, facciamo l'esempio, un figlio di 31 anni, per il figlio di 31 anni io non avrò diritto alla detrazione forfettaria per familiare a carico, che è una cosa, però devo indicarlo al modello 730
perché comunque se il soggetto ha 31 anni e non percepisce un reddito complessivo superiore ai 2.840, è comunque un mio familiare figlio a carico, per il quale io posso scaricare, detrarre tutte le spese, gli oneri detraibili o gli oneri deducibili. Quindi è fondamentale chiarirci che sono due aspetti completamente diversi. Una è la detrazione, lo ripeto, dell'articolo 12 del TUIR, l'altra invece sono spese sostenute per familiari a carico, che non risentono di limiti anagrafici, ma solo di limiti reddituali. Cioè se il soggetto, che sia un figlio che ha più di 30 anni o che sia il genitore convivente, avevano un reddito complessivo inferiore ai 2.840, sono miei familiari fiscalmente a carico, quindi per questi posso portare in detrazione le spese. Tutti gli oneri detraibili, quelli che conosciamo sempre, oppure oneri deducibili. Quindi è fondamentale compilare sempre il quadro dei familiari per avere diritto a questa detrazione degli oneri, delle spese. Seconda cosa, perché inserendoli poi nel modello 730 verranno riagganciati nella precompilata dell'anno successivo da parte dell'Agenzia delle Entrate e verranno collegate alle spese, quindi ha un'incidenza anche sul precompilato, e poi eventualmente per agevolazioni previste per addizionali regionali in caso di soggetti disabili. I nuovi codici, vedete, sono il G, che sono genitori e nonni, quindi solo conviventi, per la detrazione anche del TUIR, e poi gli altri familiari con il codice, con la letterina P. Per quanto riguarda il fatto di poter continuare a usare le detrazioni, questo è espressamente previsto da quella che è la clausola di salvaguardia che troverete nell'articolo 12 del TUIR. Nell'articolo 12 del TUIR, il comma 4 ter specifica che appunto nel dire che non sono più riconosciute le detrazioni per i familiari, come vi ho spiegato prima, specifica che comunque si considerano rilevanti questi familiari per tutte le agevolazioni fiscali che riguardano le detrazioni e gli oneri. Quindi c'è una clausola apposta che prima era stata introdotta solo per i figli, ma a fine del 2025, con un provvedimento, il legislatore, un decreto legislativo, ha esteso questa possibilità, questo riconoscimento anche agli altri familiari. Ecco, quindi dividiamo bene quella che è la detrazione forfettaria, che compete solo ai figli con limiti anagrafici anche, e quella è una cosa. Dopodiché, sia i figli senza limiti anagrafici, ma solo reddituali, e anche gli altri familiari senza solamente con limiti reddituali, cioè tutti quelli che sono sotto il 2.840, per questi soggetti ho una rilevanza fiscale, quindi per questi, indicandoli nel quadro dei familiari a carico, posso portare in detrazione le spese. Qui visivamente si vedono gli scaglioni del 23 e poi del 24 e 25, come vi dicevo prima, confermati in 3. Ci sarà quello che va dai 28 ai 50.000, che dal 35% passerà al 32% nel 2026. Detrazione, anche questo qua è solamente una cosa grafica di cui abbiamo parlato prima. E le conseguenze appunto si ripercuotono poi sul trattamento integrativo e nel conteggio, ma è lo stesso di quello dell'anno precedente. Fino a 15.000 euro ci sono delle condizioni. Una volta verificato il superamento di questa condizione, se ho un reddito che va dai 15 ai 28, ho comunque la possibilità di ricevere questo trattamento integrativo in tutto o in parte, però un secondo step, cioè devo verificare che la mia imposta lorda sia capiente, vi ricordate, rispetto alle detrazioni che ho, al totale delle detrazioni che ho. Non sono proprio tutte le detrazioni, ma sono tante. Questa cosa la diciamo un po' per ripassarci il trattamento integrativo, ma soprattutto perché va a incidere anche sulle istruzioni del modello 730 di quest'anno per quanto riguarda i codici da utilizzare per gli interessi passivi. Facciamo degli esempi: interessi passivi, polizze assicurative, polizze catastrofali, perché tutto questo insieme di norme che continuano a modificare, ad intrecciare tra loro, norme che magari valgono per un anno, si fermano ad un anno, dopodiché fanno delle modifiche, in realtà si stanno ingarbugliando, intrecciando tra di loro, e nelle istruzioni ministeriali, per esempio per gli interessi passivi, vedremo dopo, ci saranno 3 codici da utilizzare, e uno dei codici da utilizzare per gli interessi passivi sarà proprio legato al fatto
che il trattamento integrativo è legato alle detrazioni per i contratti stipulati fino al 31/12/2021, per esempio. Comunque, chiudendo l'argomento del trattamento integrativo, non cambia niente nel conteggio e nella sua gestione, sono uguali, identici a quelli dell'anno scorso. Bisogna fare attenzione poi nel modello 730 alla compilazione del rigo C14 ed indicare correttamente, riportare nel C14 del 730 quello che è stato fatto dal datore di lavoro nella CIU. Perché il trattamento integrativo potrebbe anche essere stato, per esempio, non erogato dal datore di lavoro, però essendoci le condizioni può il contribuente chiederne la restituzione, l'erogazione meglio, nel 730. Oppure un trattamento integrativo in presenza di più CU erogato in misura sbagliata, perché nei vari conguagli non si è tenuto conto dei limiti, deve portare al 730 alla rettifica, quindi alla restituzione. Perché il modello 730 è uno strumento che ci permette sia il riconoscimento di detrazioni, di spese, nel momento in cui vengono rispettati i requisiti, ma è uno strumento obbligatorio da utilizzare per la rettifica, per la correzione di quello che è stato fatto durante l'anno, principalmente nella compilazione della certificazione unica. E spesso questo succede quando ci sono conguagli di più CU. Il singolo datore di lavoro ha operato correttamente, ma magari l'ultimo non è stato informato di quello che è stato fatto precedentemente, e siccome queste agevolazioni hanno delle soglie massime, spesso il 730 viene utilizzato per la restituzione. Vi ricordiamo che tutto quello che passa per CU, e quindi per il quadro C del 730, è oggetto di un incrocio automatico da parte dell'Agenzia Entrate. Non c'è bisogno di fare un accesso documentale o 36 ter, di documentazione, ma sono incroci automatici, quindi in caso di errore, mancata compilazione, errore di conguaglio, è automatica l'avviso bonario. C14 hanno inserito una colonna in fondo al C14, che la vediamo nella slide successiva, che riguarda la riduzione del cuneo fiscale, ovvero la riduzione del cuneo fiscale, ovvero l'abbattimento della tassazione. Sono due provvedimenti in favore dei lavoratori dipendenti. Uno è il bonus per redditi inferiori a 20.000 euro e un altro invece tra i 20 e i 40.000 è una ulteriore detrazione. Vedete, in caso di reddito complessivo non superiore ai 20.000, quindi sotto, viene assegnata una percentuale di bonus in base a 3 scaglioni che riguardano il lavoratore e il lavoro dipendente. Quindi il riferimento al reddito complessivo per i 20.000, per dire ho diritto o meno, però è sul reddito di lavoro dipendente che poi vanno ad applicare le percentuali, e questi, l'ultima colonna, indica gli importi. Questo dovrebbe essere già stato fatto dal datore di lavoro in sede di elaborazione della CU. L'altro elemento agevolazione contenuto in questo provvedimento è l'ulteriore detrazione. I 1.000 euro se il reddito è compreso tra 20 e 32. Viene ridotto in misura proporzionale se è dai 32,01 ai 40. E nella tabella vedete un po' il conteggio. Sotto vi abbiamo riportato la parte che riguarda il quadro C, la sezione 5 e il rigo C14. Nella prima parte c'è, vedete, il codice da indicare, prima colonna, trattamento erogato. Mi raccomando, nel 730 non si indica mai quello che nella CU è indicato nella casellina importo non erogato. Non va da nessuna parte. L'importo non erogato non importa, non va indicato nel 730. La novità è la colonna 10 in fondo, dove c'è scritto somme da non, penso che sia scritto nel suo senso, che non concorrono al reddito, somme che non concorrono al reddito, che sono queste somme di cui abbiamo parlato adesso. Ecco, quindi il modello 730 in questi casi andrà utilizzato se dobbiamo rettificare o dobbiamo riconoscere una detrazione che il datore di lavoro magari per una serie di motivi non ha riconosciuto, o il conteggio in sede di conguaglio è stato errato. Questa è una scheda semplicemente che vi riepiloga quello che vi ho detto prima, non è cambiato niente come impostazione della norma, hanno modificato, vedete, il reddito non deve essere superiore a 75, l'hanno innalzato, e l'imposta sostitutiva del 5% può essere applicata fino a un 30% del reddito, non fino a un limite di 25. Anche qua la gestione e l'erogazione di queste mance è tutto quanto gestito comunque dalla CU del datore di lavoro. Però vedete le solite caselline, tassazione ordinaria, sostitutiva, senza requisiti,
Il modello 730, come il Rigo C4 anche, che ormai conoscete, che riguarda le somme erogate per premi di produttività, il modello 730 serve a rettificare o modificare, e magari cambio scelta per opportunità fiscale, passo da una sostitutiva ad un'ordinaria. Tassato il 5% sostitutivo dalla CU, magari decido in sede di dichiarazione di passarlo in ordinaria perché ho oneri detraibili su cui scalare l'imposta. Oppure conteggio errato, clicco e barro la colonnina casella assenza dei requisiti e il reddito tornerà ad essere tassato in modo ordinario. Questa è l'altra novità, le somme corrisposte ai nuovi assunti nel 2025 per i fabbricati. Quindi riguarda il pagamento dei canoni di locazione oppure spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori. Vedete, abbiamo fatto uno schema, nuovi assunti, il reddito del lavoro dipendente non deve essere superiore ai 35.000 euro nel 2024 come riferimento e devono aver trasferito la residenza nel comune dove ha sede il proprio datore di lavoro, dove vanno a lavorare. E tale comune deve essere distante più di 100 km dal comune di precedente residenza. Il limite che può essere riconosciuto, detassato, sono questi 5.000 euro. Quindi il datore di lavoro può dare questi 5.000 euro detassati oppure può rimborsare le spese sostenute dai... Ovviamente se uno si detrae, se uno, come sempre, se il soggetto riceve il rimborso di questa spesa qui, non potrà poi mettere la spesa per canone di locazione come detrazione perché non ha sostenuto l'onere. Altra novità è per l'acquisto o sostenimento di spese in locazione per soggetti che appartengono al personale sanitario e o scolastico. Qui sono attesi anche i 2 provvedimenti decreti ministeriali attuativi che regolano in modo adeguato questa agevolazione, però si sanno già tante cose, nel senso che riguarda questi soggetti che acquistano, quindi si trasferiscono ad abitare in questi comuni di montagna, c'è un riferimento normativo per capire quali sono, perché c'è anche una piccola differenza per quanto riguarda i piccoli comuni di montagna, prendono in locazione degli immobili oppure acquistano anche attraverso un mutuo fondario queste abitazioni. Queste sono le misure del credito da gestire nel quadro G. Attenzione che questa agevolazione naturalmente può essere gestita solo in dichiarazione dei redditi, quindi potremo trovarci, non so se mai ci capiterà o potrebbe capitare a qualcuno di voi che abita in determinate zone, che ha qualche cliente contribuente che ha la sede in quelle zone lì, può capitare che in sede di presentazione della dichiarazione del 730 ci chiedano il riconoscimento di questo credito. Non confondiamo il credito di cui abbiamo parlato adesso, che riguarda solo il personale specifico sanitario o scolastico, solo loro, da invece un'agevolazione che riguarda tutte le persone fisiche che non sono né personale scolastico né personale sanitario, che possono stipulare un mutuo per l'acquisto di un immobile o per la sua ristrutturazione, anche questo però situato in zone, in comuni montani. Anche per loro c'è un riconoscimento di un credito di imposta che va sempre gestito nel quadro Rigo G10, ma è diverso dall'altro, quindi un po' tutti i contribuenti. C'è un limite di età, cioè bisogna avere un'età anagrafica inferiore ai 41 anni. Non spetta nelle categorie di lusso ed è utilizzabile solamente in dichiarazione dei redditi. Non è cumulabile con altri crediti di imposta della stessa legge, né con la detrazione IRPEF di 19% interessi passivi, la classica detrazione di 19% su interessi mutuo. Ecco, sono legati sempre ai comuni montani, ma uno riguarda il personale scolastico e sanitario, questo invece riguarda tutte le persone fisiche che abbiano stipulato a partire dal 20 settembre 2025 questi mutui o spese di ristrutturazione e con un'età anagrafica inferiore ai 41 anni. Locazioni brevi, l'abbiamo deciso di mettere anche se in realtà nel 2025 non c'è nessuna variazione rispetto al 24, quindi sempre aliquota al 21% per un immobile, dopodiché bisogna passare al 26%. E mi raccomando, nel 2025, quindi quest'anno, siamo sempre davanti al fatto che io posso avere 4 immobili affittati con
parliamo sempre solo di locazioni brevi, non c'entrano niente le locazioni normali, quelle locazioni ordinarie della legge 68, ma tutte le locazioni solo quelle brevi. Posso tenere in locazione breve 4 immobili e su uno di questi posso applicare il 21%. Dal quinto immobile locato in poi sono obbligato ad aprire la partita IVA, perché il fisco considera la mia un'attività imprenditoriale. L'abbiamo ripreso per sottolineare, perché nel 2026, ma devono già farlo adesso praticamente, per quello l'abbiamo inserito qua, dal 1 gennaio 2026 l'obbligo scatta dal terzo immobile. Quindi se io ho 3 immobili destinati, affittati con locazioni breve, io già nel 2026 adesso devo già sapere che devo aprire partita IVA, quindi dovesse capitarci in sede di compilazione o di assistenza fiscale un soggetto che ha più di 2 immobili in locazione breve, ovvero dal terzo, dobbiamo già dire: guarda che ti devi fermare, perché il 25 va bene, ma il 26 bisogna che tu apra una partita IVA per gestire l'attività di locazione. Questa invece è l'altra grande novità che riguarda il ricalcolo delle detrazioni di oneri e spese. Allora, un primo concetto è quello che avevo accennato all'inizio, è che questo ricalcolo riguarda tutte le detrazioni, cioè bisogna fare riferimento non solo a quello che è contenuto nel TUIR, quindi fondamentalmente articolo 15, articolo 16, che utilizzavo di più, articolo 16 bis, ter, tutti quelli che seguono, ma anche altre normative, altri decreti legislativi, tipo quello sulla riqualificazione energetica, che non è presente nel TUIR, ma ovviamente c'è un provvedimento legislativo che lo prevede. Tutti gli oneri e tutte le detrazioni previste da qualsiasi parte provengano sono soggetti a questa limitazione. I soggetti che c'è un primo limite che è quello reddituale. A seconda della fascia a cui appartengo, cioè innanzitutto se io sono sotto i 75.000 euro non ho nessun tipo di limitazione, continuo a comportarmi come mi sono sempre comportato. Se invece il mio reddito sale oltre i 75.000, quindi da 75.001 a 100.000, ho un importo base di spese massime detraibili. Dimmi. Ok, no, c'era un quesito, ma torniamo dietro dopo allora. Quindi se ho 75.000 euro fino a 100.000 euro, ho un importo base di spesa di 14.000 euro. Quindi io posso avere sostenuto spese per 8.000 euro, 9.000 euro. Se fossero 15.000 euro, mi devo fermare a 14 di spesa. Okay? Quindi intanto il mio reddito mi fa capire le mie spese massime quali possono essere. Oltre 100.000 euro scende ad 8.000. Dopodiché non basta questo. Una volta fatto questo, devo applicare poi un coefficiente che potrà, per esempio, dimezzarmi questo importo base. Se 14.000 possono diventare 7.000. Per esempio, se io non ho figli a carico, il coefficiente da applicare è lo 0,5. Se io applico lo 0,5 a 14.000, sto dicendo: guarda che io ho un importo massimo di spesa detraibile che sono 7.000 euro. Questo è l'importo delle spese. In automatico il 730 elabora in base a quello che ho indicato, 19%, piuttosto che spese al 26%, piuttosto che spese al 50% di ristrutturazione edilizia sull'abitazione principale, in base a quello che ho come compilato 730, mi darà le detrazioni su una spesa massima così calcolata. C'è la possibilità di scegliere in realtà su quale detrazioni io posso andare a giocare, nel senso che se io ho 10.000 euro di spesa massima ed ho 8.000 euro di spese di ristrutturazione, posso dire che su quelle 8.000 applico il 50%, perché ho fatto spese di ristrutturazione. Sulle altre 2.000 vado ad applicare, magari dico prenditi le spese scolastiche dei 2 figli, 1.000. E su quelli calcolo il 19%. Quindi io posso scegliere quali sono le spese, in base alla mia convenienza fiscale, che fanno parte di questo importo massimo sul quale posso calcolare le detrazioni. Gli scaglioni, vedete, sono in base ai figli, e i figli sono quelli fiscalmente a carico. Torniamo indietro su quello che ho detto prima, mi raccomando, questi sono i figli a carico, non mi interessa niente del fatto che per questi figli mi spetti la detrazione forfettaria per figlio a carico. Questi sono i figli a carico, nel senso che sono tutti i soggetti che
non hanno ancora superato un reddito complessivo superiore ai 2.840 e fanno parte dei miei figli a carico. Ok? Quindi, l'esempio fatto prima, il figlio di 31 anni che non percepisce un reddito superiore ai 2.840 rientra tra i miei figli a carico e quindi andrà ad incidere su questo conteggio. Quindi i limiti sono due: reddito complessivo tra i 75 e i 100 e oltre i 100, e intanto mi calcolo a quale fascia, a quale importo base appartengo, a quello di 14 o quello degli 8. Dopodiché vado a vedere i miei figli a carico presenti nel nucleo familiare e andrò ad applicare le percentuali. Se io ho 3 e più figli, se ho 3 figli, il coefficiente è 1, quindi io avrò tutto l'importo base riconosciuto. Avrò i 14.000 oppure gli 8.000. Una volta fatto questo conteggio, ricordiamoci che resta sempre vivo, un attimo solo, poi torno indietro, resta sempre vivo, posso dirvelo anche a voce, resta sempre vivo comunque la limitazione e il conteggio da fare per i redditi che vanno dai 120 ai 240. Quindi una volta fatto questo conteggio primo, poi ci sarà comunque il conteggio da fare, perché per i redditi tra i 120 e i 240.000 euro le detrazioni vengono riproporzionate, cioè si calcola un coefficiente che va a battere ulteriormente le mie detrazioni. Da questo conteggio di cui abbiamo appena parlato bisogna escludere alcuni oneri, quindi vi ho detto tutte le detrazioni del TUIR, tutte le detrazioni che arrivano da qualsiasi norma tributaria, escluse quale? Le spese sanitarie, che restano fuori, quindi anche su queste ho il totale e posso avere la detrazione integrale, prescindono dal reddito, insomma, e dai familiari e dai figli a carico. Somme investite nelle start-up innovative, molto raro, somme investite nelle PM innovative ancora di più, e non vengono inserite in questo conteggio gli interessi passivi o le spese sostenute o i premi di assicurazioni che sono legati a comportamenti che ho fissato entro il 31/12/2024. Quindi per i contratti fatti fino al 2024, i mutui, spese sostenute, quelle che hanno più rate, ma sostenute fino al 31/12/2024, o premi di assicurazione, quindi contratti stipulati entro il 31/12/2024, siccome il mio comportamento, penso la logica sia questa, è stato deciso prima della modifica del 25, ho preso i miei impegni dal punto di vista anche fiscale prima del 1 gennaio 25, allora su questi interessi, queste spese sostenute, rateizzate e premi di assicurazione, fino al 24 non rientrano in questa tagliola, in questo abbattimento. E questa cosa, che vi ho anticipato prima, ha delle conseguenze in realtà sulla compilazione 730, perché ovviamente mi genera uno spartiacque tra gli interessi passivi legati ai mutui prima del 31/12/24 e i mutui stipulati dopo il 1 gennaio 25. Gli interessi che io vedrò nella certificazione sono interessi pagati nel 25, ma dovrò vedere se si riferiscono a mutui prima del 31/12/24 o mutui successivi. E lo stesso vale per i premi di assicurazione. Se la polizza la sto pagando nel 25, l'ho stipulato nel 25, i 530 risentiranno di tutto questo conteggio, quindi reddito complessivo 75.000 e figli a carico. Se invece sto pagando nel 2025 una polizza ma di un contratto stipulato prima, non verrà assoggettato a questo. Il modello 730 non riporta delle colonne per tutte queste situazioni, naturalmente, altrimenti sarebbe stato ingestibile. Ma cosa hanno fatto? Hanno inserito codici nuovi. Quindi, in ragione del diverso calcolo delle detrazioni e per il calcolo del trattamento integrativo, sono stati istituiti codici appositi per interessi su mutui e spese di assicurazione vita, infortuni e catastrofali, da utilizzare secondo l'anno di stipula del contratto, come abbiamo detto prima nella slide precedente. Vi ho fatto un esempio in questo, perché adesso dovevo riportare nelle slide tutte le istruzioni ministeriali, un esempio solo per quanto riguarda gli interessi passivi. Per gli interessi passivi abbiamo 3 codici, quindi nel rigo degli interessi passivi avremo il codice 7, 48 e 57. È fondamentale sapere cosa stiamo inserendo, perché se inserisco il 57 ho un abbattimento della detrazione,
Se inserisco gli altri due ho degli effetti diversi. Tra il 7 e il 48 praticamente la differenza è dovuta al fatto che il 7 è dovuta al fatto che incidono gli interessi, la detrazione per interessi passivi sul mutuo nel conteggio del trattamento integrativo. Ovvero, vi ricordate, l'abbiamo ripassato prima, i contratti stipulati fino a 31/12/21, i mutui stipulati fino a 31/12/21, le detrazioni degli interessi su quei mutui vanno ad incidere sul conteggio del mio trattamento integrativo per i redditi compresi tra i 15.000 e i 28.000 euro. Ovvero, se ho un reddito di quel genere, devo andare a controllare che la mia imposta lorda sia capiente rispetto alle detrazioni. Quali detrazioni? C'è l'elenco nella slide precedente, ma tra quelle detrazioni sicuramente compare quella per interessi passivi per i mutui stipulati fino al 21. E questa è una cosa. Dopodiché mi dice, guarda che tu i mutui che li stipulati dopo, dal 1 gennaio 22, non entrano in questo conteggio, e quindi mi dà un altro codice 48 per i mutui stipulati dal 22, e da quest'anno si blocca al 24. Perché il codice 48 posso utilizzarlo devo utilizzarlo perché so che non andrai ad incidermi sul trattamento integrativo, quindi mutui dal 22 fino a dicembre 24. Dopodiché mi introducono una nuova norma che mi dice, guarda che per i redditi sopra i 75, ma con i figli in base ai coefficienti che tu hai a carico, ti faccio un abbattimento. Siccome tu l'impegno te lo sei preso prima, ti lascio stare. Te lo metto solo per gli impegni che hai assunto dal 1 gennaio 25. Quindi quando stipulo un mutuo dal 1 gennaio 2025, so che la detrazione per gli interessi passivi potrebbe essere ridotto se io rientro in quei limiti reddituali di cui abbiamo parlato prima. Quindi 3 codici per gli interessi passivi. Quindi vi dicevo, le norme ormai si sono intrecciate sempre di più e basta. E bisogna saperle gestire. Non c'è niente da fare. Sì, dicevo prima che ma questa cosa vale anche per le assicurazioni, perché anche lì non l'abbiamo fatto nell'elenco, ma anche lì ci sono almeno 2 codici, quelli delle stipule fatte fino al 24 e quelle dopo il 1 gennaio, perché lì non c'è il problema del trattamento integrativo fino al 21, per quello solamente 2 codici. Una volta fatto quello che vi ho detto prima del conteggio in base ai nuovi limiti reddituali, la detrazione di imposta per alcune spese corrette in base al reperto complessivo, e poi ci sarà da fare quest'altra verifica. Principali spese per le quali la detrazione varia in base al reddito. Non incide anche in questo caso sulle spese sanitarie e qua hanno aggiunto anche gli interessi passivi, ma questo vale a 2 elementi, lo conosciamo già. Questo è il conteggio che fa per i redditi tra i 120 e i 240. Quindi sono 2 i conteggi che farà il CAF. Al momento io mi fermo qua perché adesso Dottoressa Peruzzo andrà avanti per quanto riguarda il quadro M e il quadro T, che non ci sono grosse novità. Il quadro M, dico solamente una cosa su terreni edificabili che vi avevo anticipato prima, che è questa che vedete in questa slide. Nel caso si volessero fare rivalutazioni dei terreni, è una norma a regime, quindi si può fare ogni anno. I termini sono questi: un terreno posseduto o partecipazione al 1 gennaio 25, una perizia giurata di stima redata il 30 novembre 25 e il pagamento dell'imposta sostitutiva del 18%, sempre entro il 30. L'imposta sostitutiva l'anno prossimo, ovvero quest'anno nel 2026, l'hanno aumentato al 21%, quindi diventa sempre meno allettante e appetibile questa cosa qui, perché si avvicina sempre più agli scaglioni minimi del 23. Ripasso la parola, poi magari ci sentiamo alla fine per le novità del 26. Eccomi, sì. Allora, molto velocemente ripassiamo quelli che sono i nuovi quadri che già erano in vigore dall'anno scorso e che hanno subito qualche ampliamento, e lo vedremo velocemente. Allora, il primo intanto, il quadro M, riguarda i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva e, come detto dal collega, la rivalutazione dei terreni. Quali sono i principali redditi soggetti a imposta sostitutiva separata?
e per i quali poi eventualmente posso scegliere anche di applicare l'imposta ordinaria su opzione, sono ad esempio le cessazioni dei rapporti di agenzia, le indennità di esproprio o le plusvalenze su terreni edificabili, oppure più frequentemente il rimborso degli oneri detratti o dedotti in anni precedenti. Quindi in particolare ci servirà il quadro M per dichiarare rimborsi ricevuti di spese sanitarie per lo più, magari ricevute l'anno successivo e che io invece avevo detratto nel modello 730 di quest'anno. Naturalmente ricordo che è sempre possibile già riportare le spese al netto di eventuali rimborsi ricevuti anche nel 2026, fin tanto che io sono ancora nella possibilità di farlo, quindi fin tanto che ancora non ho completato e inviato il modello 730 all'Agenzia delle Entrate, io posso già togliermi eventuali rimborsi che ho ricevuto ad esempio adesso ad aprile, maggio, giugno fino a settembre. Ci sono alcuni redditi che vanno invece dichiarati per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, in particolare tutti i proventi di fonte estera non ricevute tramite intermediario finanziario residente in Italia, per esempio proventi su assicurativi, su assicurazioni detenute all'estero, su depositi o titoli detenuti all'estero. Ecco, questi proventi che se io avessi in Italia sarebbero tassati al 26%, anche qua applichiamo l'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva applicata al 26% che diventerà del 33% solo per le criptoattività nel 2026. Nell'andare in particolare al quadro a rigo M31, che diciamo insieme all'M3 M4 per rimborso oneri e spese, poi abbiamo l'M31 è quello più frequente, quello che riguarda i redditi di fonte estera. Qua abbiamo appunto l'imposta sostitutiva in generale del 26%, ma potrebbe essere applicata un'aliquota diversa a seconda della tipologia di provento dichiarato. Ecco, è abbastanza complessa la compilazione. Naturalmente bisogna vedere la tipologia di reddito di provento finanziario ricevuto, tipologia dei dividendi, delle assicurazioni, insomma ci sono parecchie anomalie, differenze rispetto alla regola generale del 26%. Andando poi al quadro T, plusvalenze di natura finanziaria, anche qua se io faccio delle cessioni di titoli, delle cessioni di assicurazioni, faccio delle operazioni particolari per cui genero delle plusvalenze, l'aliquota sarà sempre del 26%, attenzione perché devo dichiarare quelle delle partecipazioni non qualificate nel rigo T11. Mentre invece le partecipazioni qualificate andranno dichiarate nel rigo T21. Anche qua come definire la plusvalenza? Differenza tra corrispettivo e costo di acquisto. Il costo di acquisto era anche rivalutabile con determinati calcoli eccetera, ma stiamo fuori da queste particolarità. Fondamentale invece è il problema, la variazione avvenuta nella cessione delle criptoattività, perché queste sono soggette a imposta sostitutiva del 26% nell'anno in corso. Anche qua abbiamo il rigo T41 dove abbiamo il totale dei corrispettivi percepiti e il totale di valore di costo o di acquisto. Attenzione, fondamentale ricordarsi che non c'è più la soglia di esenzione dei 2.000 euro. Quindi io se ho una cessione di criptoattività, l'eventuale plusvalenza la devo dichiarare al 100%, non tolgo questi 2.000 euro di franchigia perché non ci sono più. Un'altra cosa molto importante è la definizione del costo iniziale che vado a scomputare dal corrispettivo percepito, perché per il costo di acquisto
le criptoattività è fondamentale avere elementi certi e precisi. Ma chi è che mi dà questi elementi certi? Su questo il CAF non rientra, l'ho preciso, ma entra in caso di compilazione del modello. In caso di rilascio del visto non rientra, perché è un valore nella piena responsabilità del contribuente. Il costo di acquisto richiede elemento certo e preciso. Normalmente, se io mi affido a una piattaforma, ce l'ho, ma ce l'ho nei vari anni e lo devo documentare anche con un criterio di valutazione che tenga conto della successione dei vari acquisti e vendite delle criptovalute. Sono calcoli molto complessi. Normalmente appunto abbiamo questo criterio di l'ultimo entrato e primo uscito, e il prospetto di definizione del costo di acquisto delle cripto vendute è a cura del contribuente. Per quello noi consigliamo assolutamente di affidarsi alle piattaforme per avere questo dato. Naturalmente, se io ho un dato rilevato da un rendiconto della piattaforma, lo devo dimostrare, non è che io posso dare solo quello, devo anche avere il supporto documentale di tutto quello che sta dietro al valore dichiarato. E quindi il problema, le criptoattività devono essere ben controllate e ben gestite. La cosa importante era che nel 2025 è stata data la possibilità al contribuente di fare una rivalutazione, scusate, ho sbagliato di fare una rivalutazione del costo, che era il valore iniziale, rideterminando il valore iniziale al 1 gennaio 2025, purché fossero dichiarate le criptoattività nel quadro W. Quindi io devo dimostrare di aver già dato monitoraggio di queste attività. Posso per queste, quindi per le singole cripto, non è tutto il portafoglio, ma quelle che decido io, potevo rivalutarle e applicando un'imposta sostitutiva che mi permetteva del 18%, che mi permetteva di fatto di rivalutare le stesse criptovalute e riportarle a un dato più adeguato al 2025. Sappiamo che negli anni passati le variazioni sono state molto importanti, e questo mi permetteva appunto di risparmiare pagando solo il 18% sul valore finale della criptovaluta. E poi nel momento in cui vado a cederla, allora avrò una riduzione della plusvalenza, perché in quanto ho già pagato una quota di imposta su questa rivalutazione. Ripetiamo il discorso che devono essere certi e precisi i valori di acquisto e di costo dichiarati, perché in mancanza di una prova adeguata il costo per l'Agenzia delle Entrate è pari a 0. Quindi vuol dire che la plusvalenza, la tassazione, sarà sul 100% del corrispettivo percepito. Ripeto, abbiamo la tassazione al 26%, ma nel 2026 questa cresce in misura, direi secondo me spropositata, e passa al 33%. Con qualche esclusione, perché naturalmente alcune tipologie di criptovalute, soprattutto quelli non physical token, sono in euro, quindi alcune valute che sono particolarmente apprezzate, diciamo, dall'Agenzia delle Entrate, e sono appunto gli EMT, devono essere in euro. Allora quelle non avranno la variazione di aliquota, rimarranno sempre con una plusvalenza al 26%. Non chiedetemi come dichiararle, perché ancora stiamo parlando del 2026, vedremo cosa succede con il modello 730 del prossimo anno e come dimostrare la tipologia di criptoattività detenuta.
Ritornando indietro nel monitoraggio, vi ricordo che il quadro W richiede l'obbligo di comunicare tutti gli investimenti immobiliari detenuti all'estero, le attività finanziarie detenute all'estero, le criptoattività, attenzione anche beni mobili di un certo valore come ad esempio quadri o imbarcazioni detenute all'estero. La liquidazione sarà, le considerano attività finanziarie, diciamo patrimoniali finanziarie. La liquidazione dell'imposta sarà poi rivista nel calcolo delle imposte specifiche, che sono per gli immobili detenuti all'estero abbiamo l'IVIE che è al 10,6% e nel caso delle attività estere di natura finanziaria abbiamo l'IVAFE e per le criptoattività abbiamo l'imposta sul valore delle criptoattività. Non hanno dato un acronimo. Quali sono le sanzioni? Se io ometto di monitorare il mio bene detenuto all'estero, ho una sanzione pesantissima che è pari al 3%, dal 3 al 15% dell'importo non dichiarato, quindi stiamo parlando del patrimonio, non del reddito da patrimonio, ma proprio del patrimonio. E naturalmente questa viene raddoppiata quando io ho un dato, diciamo un patrimonio detenuto in un paradiso fiscale, perché a quel punto lì manca la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di fare un monitoraggio. Vi ricordo che negli scambi di informazione tutte queste attività finanziarie sono detenute, sono monitorate, quindi sono comunicate tra i paesi dell'Unione Europea. Se io però ho la criptoattività in un paese extra UE non avrò questo dato. In particolare vi segnalo che dal 2026 ci sarà un ampliamento dei dati comunicati tra le varie amministrazioni fiscali europee, in quanto è stata emessa una direttiva recepita dall'Agenzia dal fisco italiano con un apposito decreto, dove dal 2026 dovranno essere comunicati anche tutti i dati riferibili alle criptovalute, quindi tutti quello che sono i patrimoni detenuti in criptoattività, le conversioni in euro, i trasferimenti tra i vari portafogli, le varie operazioni di staking e lending, lasciamo perdere cosa significa, ci perdiamo, e verranno dati i dati anagrafici fiscali dei titolari. Quindi cosa significa? Che io perdo qualsiasi anonimato nelle operazioni in criptoattività, perché verranno risistemate, verranno comunicate tutti i patrimoni al pari di un'assicurazione o di un titolo detenuto presso un intermediario finanziario non residente. Nel caso del quadro W ho riepilogato velocemente il conto corrente detenuto all'estero perché è una delle cose più frequenti, diciamo, che possiamo avere e su cui poi abbiamo l'imposta appunto su IVAFE, attività finanziarie estere. L'IVAFE ha un importo fisso di 34,20 euro, ma quando è dovuto? Quando ho una giacenza media superiore ai 5.000 euro. La giacenza media è il valore finale che io devo indicare nel nel quadro W per i depositi, titoli, i conti correnti e devo indicare quindi valore iniziale ma soprattutto valore finale, perché sarà quello che determina l'imposta. L'imposta invece che io, questa è un'imposta fissa, è come se io tenessi un deposito all'estero, è al pari dell'imposta di bollo, quindi voi sapete l'imposta di bollo la pago quando ho una giacenza superiore ai 5.000 euro, uguale identico nei conti correnti esteri. Quello che però, attenzione, vanno dichiarati sono i proventi, perché i proventi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26% e qua c'è un danno, diciamo, a carico del contribuente, perché io non posso togliere la ritenuta subita all'estero, ma devo dichiararli all'ordo. Quindi la ritenuta subita all'estero non la posso recuperare. Dichiarerò il provento all'ordo nel rigo M31, colonna 1, tipologia G.
Nella criptoattività, che altro dire, anche qua devo considerare tutti i proventi e lo devo considerare al lordo, quindi io non posso togliermi le commissioni dei gestori delle piattaforme che tradizionalmente mi applicano ogni anno, mi applicano sul pacchetto criptoattività che io detengo, sulle plusvalenze o cessioni, ma io devo assolutamente non considerarli come costo. La plusvalenza va dichiarata al 100%, sempre come differenza tra valore corrispettivo percepito e costo di acquisto, come vi ho detto prima. Cosa vanno dichiarate le criptoattività? In particolare l'utilizzo per acquisto di un bene o servizio, l'utilizzo per un acquisto di un altro token, la conversione della valuta in euro, quindi una valuta virtuale la converto in euro. Ecco, questi sono tutti soggetti, importi che devono essere tassati e che saranno comunicati nello scambio. Se io invece faccio scambio tra valute virtuali o tra non physical token NFT, non dovrò dichiararli. E passo velocemente invece a quello che interessa la maggior parte di coloro che ci ascoltano. Attenzione, rispondiamo al signor Alberto che dice però ha un figlio, ha 27 anni, vive in casa ma lavora, lo considero a carico? Beh, deve verificare il reddito, se percepisce un reddito o meno superiore ai 2.840, perché fino a 24 anni avrebbe avuto almeno il limite maggiore di 4.000 euro e sarebbe comunque risultato a carico. Ma se percepisce un reddito superiore a 2.840, avendo 27 anni, se supera questo reddito non è a carico. Se invece è al di sotto del limite, può essere considerato a carico. Ok. Passiamo ai bonus edili e liquidazione energetica. Quali sono le principali novità del 2025? Beh, c'è un'importante novità, la riduzione della, diciamo, la riduzione delle aliquote della riqualificazione energetica e del sisma bonus, che vengono tutti ricondotti alla stessa aliquota dei bonus edili. Quindi c'è una uniformità di aliquota applicata per tutte le spese sostenute, quindi bonus edili, riqualificazione energetica, sisma bonus, acquisti e così via. E questa aliquota dipende dalla tipologia di immobile e dall'utilizzo che se ne fa. Allora, in particolare, attenzione, dal 2028 è previsto un regime in cui l'aliquota sarà del 30% e un massimale di spesa di 48.000. Magari poi arriveremo al 2027 e ce lo prorogano l'attuale situazione, però a regime dovrebbe diventare del 30%, neanche 36 ma 30. Mentre invece la situazione per il 2026, per 2025, 26 e 27 abbiamo questo regime che è definito transitorio, in cui la detrazione spetta ai proprietari titolari o ai titolari di diritto reale sull'immobile adibito a abitazione principale. Avremo il 50% se io ho speso nel 25 e 26, che scende al 36% nel 27 salvo proroghe, mentre tutti gli altri soggetti su un immobile diverso da abitazione principale avranno sempre il 36% spese 2025-26, 30% spese 2027. Cosa cambia tra i due soggetti? Intanto che nel primo caso l'aliquota più elevata devo essere proprietario o titolare di un diritto reale e devo abitarci. Quindi deve essere la mia abitazione principale. Se invece sono un locatario, un comodatario su un immobile che anche sia una abitazione principale, io comunque avrò da pagare, dovrò subire la riduzione della detrazione. Allora, come faccio a comunicarlo all'agenzia che ho diritto a una percentuale del 50%? Fondamentale è la colonna 7 in E41 e la colonna
6 nel 61, perché dovrò indicare il codice 3, che è quello che mi dice al fisco: attenzione, ho diritto a una maggiore percentuale, perché altrimenti se io non metto il codice 3 mi verrà applicata la detrazione al 36% nel 2026 e 25-26. Quindi l'aliquota maggiorata, quali sono le condizioni? Per avere il 50% o 36 nel 2027 dovrò essere titolare di un diritto di proprietà, inclusa nuda proprietà e proprietà superficiaria, oppure titolare di un diritto reale di godimento, esempio usufrutto, uso e abitazione. E l'immobile dovrà essere destinato a unità principale. Quando guardare queste particolarità? Allora, la titolarità la devo guardare all'inizio dei lavori, quindi io devo essere all'inizio dei lavori, devo essere proprietario o titolare di diritto reale di godimento. Poi, se io in un cambio la destinazione dell'immobile successivamente alla fruizione della detrazione, quindi non sono più proprietario, non ho più un diritto reale di godimento, comunque proseguirò ad avere questa detrazione. Invece il requisito dell'abitazione principale, che mi dà diritto alla detrazione maggiorata, se sono proprietario e se sono o titolare di diritto reale, va verificato al termine dei lavori. Quindi è il caso frequente in cui io acquisto un immobile e lo metto in ristrutturazione. Non posso andare ad abitaci se non alla fine dei lavori. Al termine dei lavori io faccio il cambio di residenza, diventa la mia abitazione principale e io avrò diritto all'aliquota maggiorata. Quanto tempo ho per cambiare la residenza al termine dei lavori? L'agenzia non ha specificato, ha detto solo al termine dei lavori devi cambiarmi l'abitazione, la residenza, altrimenti non ti spetta l'aliquota maggiorata. Questa cosa dell'aliquota maggiorata è importante, ha poi delle sottigliezze, diciamo, di cui dobbiamo tener conto. Perché? Perché io potrei essere titolare e definire come abitazione principale non solo il sottoscritto, ma anche i suoi familiari. Che detengono, che dimorano abitualmente sull'immobile, quindi a meno che tengano appunto conto del fatto che io potrei comunque aver diritto alla maggiorazione. Esempio, acquisto la casa, quindi sono proprietario, faccio i lavori di ristrutturazione e al termine dei lavori ci vanno a abitare i miei figli. Allora, rientrando nel concetto dei familiari dell'articolo 433 dell'articolo 433 del Codice Civile, questi familiari, il figlio, la spesa la potrò comunque detrarre al 50%. Si tiene conto dei parenti entro il terzo grado, abbiamo fatto degli esempi, quindi arrivo fino ai bisnonni oppure scendo fino ai nipoti, e degli affini, quindi parenti del mio coniuge, che possono essere entro il secondo grado, quindi genitori o fratelli. Questa cosa della maggiorazione, ricordatevi che è riferibile sempre al proprietario, quindi il locatore e il detentore non avranno mai l'aliquota maggiorata, perché non sono, diciamo, scusami, non è considerato possessore dell'immobile, quindi non ha la proprietà o il diritto reale. Mentre invece la stessa cosa, il familiare convivente, il mio familiare convivente, ad esempio il mio coniuge, non potrà avere l'applicazione dell'aliquota maggiorata. Quindi supponiamo un immobile dove ci viviamo noi come famiglia e è di proprietà solo di uno, i lavori vengono svolti, supponiamo, dal coniuge, questo non potrà avere l'aliquota maggiorata, ma dovrà applicare il 36
o il 36 o il 30%. Questa è una anomalia enorme se vogliamo pensare nella gestione familiare, no? Quindi dovremo tener ben conto di chi svolge i lavori, in che percentuali attribuirli questi lavori. Quindi bisogna stare molto attenti appunto a definire qual è il soggetto che percepirà la detrazione. Questo ancora di più quando stiamo parlando di lavori condominiali, perché sulle parti comuni anche qua la percentuale andrà divisa secondo il titolo di proprietà e utilizzo. Quindi segue la stessa regola degli immobili, diciamo, privati, dell'appartamento. La spesa comune sul condominio segue la stessa regola di quella che sarebbe stata applicata all'immobile presente nel condominio. Se io faccio più lavori, un immobile mio, un immobile destinato al familiare, potrò scegliere solo l'immobile mio, cioè non potrò detrarmi la spesa dell'immobile fatto per il destinato a dimora abituale del familiare. Questa è un'anomalia, attenzione. Altre novità in particolare, abbiamo detto, i lavori condominiali, la spesa deve essere rivista perché va assolutamente conteggiata in base alla titolarità dell'immobile e a chi spetta la detrazione, e quindi l'aliquota maggiorata, supponiamo di fare un lavoro su un immobile condominiale, su parti comuni di un immobile che io detengo in condominio, ma è un immobile che io ho locato a terzi, non essendomi la mia abitazione principale, benché proprietario, io comunque dovrò applicare l'aliquota ridotta del 36%. Se invece io faccio i lavori su un immobile presente in un condominio di proprietà del coniuge, solo lui avrà la detrazione del 50%, io in quanto convivente ritorno nell'aliquota ridotta del 36%. Altra importante novità, l'unica detrazione fissa che non tiene conto delle titolarità e non tiene conto dell'utilizzo dell'abitazione principale è l'acquisto del gruppo elettrogeno di emergenza, che mai visto, però comunque continua ad avere una aliquota del 50% senza nessuna condizione. Chissà come mai. Poi altra cosa importante, quando io devo avere il cambio della misura maggiorata, le agevolazioni spettano, allora scusatemi, stiamo parlando di acquisto di immobili ristrutturati, quindi non parliamo più di lavori diretti, ma io acquisto un immobile che l'impresa edile ha ristrutturato e quindi ho diritto a una detrazione pari al 25% del prezzo nel limite dei 96.000. Ma quando deve diventare immobile mia prima casa? Quando l'ho acquistato devo fare subito il cambio? No, l'agenzia dice lo puoi far diventare la tua prima casa, attenzione, nella prima volta nella dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi relativa all'anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. È una frase che recuperata dalla circolare di giugno 2025 che genera parecchia confusione, perché qua non si capisce cosa vuole dire il fisco, ed è un'anomalia rispetto alla consuetudine del fisco di dire se vuoi una detrazione maggiore la devi fare entro il termine di dichiarazione dei redditi in cui metti in cui hai speso nell'anno in cui hai speso la spesa, no? Hai sostenuto la spesa. No, qua dice prima volta in cui uso la detrazione, quindi sembrerebbe che mi possa permettere di non dichiarare la detrazione, la spesa, dichiararla in un anno successivo perdendo una rata di detrazione, ma con un'aliquota maggiorata se entro quell'anno poi io cambio la residenza. Qua abbiamo assolutamente bisogno che l'Agenzia delle Entrate ci dia una spiegazione esaustiva, perché è stata proprio buttata lì nella circolare, non ci ha dato nessuna indicazione precisa, e quindi se dobbiamo guardare il testo letterale siamo tranquilli e possiamo cambiare la residenza anche fra 9 anni,
e quindi usufruire magari solo di una rata al 50%, ma la cosa che noi suggeriamo è prudenzialmente di destinare ad abitazione principale l'unità immobiliare acquisita entro la dichiarazione nella quale si sarebbe dovuto fruire della prima rata di detrazione fiscale, cioè quindi nella dichiarazione dell'anno di spesa sostenuta. Quindi io spendo nel 2025, entro settembre-ottobre 2026 io devo aver fatto il cambio di residenza. Stiamo sempre parlando di immobili ristrutturati e sisma bonus acquisti, ma si estende anche all'acquisto e realizzo di box e posto auto pertinenziale, perché anche qua il termine è anomalo ed è prima volta in cui si usufruisce della detrazione. E qua bisogna stare molto attenti, perché se stiamo realizzando un box auto e io spendo, diciamo, nel 2025, ma non ho completato il box e quindi non ho realizzato il finale e lo realizzo nel 2026, io rischio di perdermi la spesa del 2025, stando alla indicazione dell'Agenzia delle Entrate, perché appunto abbiamo dei lavori svolti nel 2025 su un immobile che non è tuttora pertinenza perché non è concluso, quindi non siamo nella situazione di un immobile pertinenza di prima casa. Quei lavori lì, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare, sono persi. Pertanto bisogna stare molto attenti al discorso dei lavori ultraannuali. Quindi suggeriamo appunto di seguire la regola prudenziale nel cui rendere pertinente il box auto acquistato sicuramente subito e realizzato appunto il prima possibile. Anche la riqualificazione energetica ha subito queste riduzioni, attenzione, non c'è più il sisma bonus che godeva di aliquote che arrivavano anche all'85% della spesa sui lavori condominiali, non ci sono più. Stati tolti tutte le maggiorazioni di detrazioni e ricondotte tutte al 50 o 36 negli anni 2025-26 e che scendono ulteriormente al 36% e al 30% negli anni successivi. Attenzione, perché abbiamo una detrazione, limite di spesa o di detrazione invariato, e qua entra bene il calcolo dell'eco bonus. Il sisma bonus ha il limite di spesa invariato del 96.000, punto. L'eco bonus invece ha sempre avuto l'anomalia di considerare il valore della detrazione, non il valore della spesa sostenuta. Quindi riducendosi questa percentuale di detrazione aumenta la quantità di spesa che io posso utilizzare per il calcolo della detrazione. Il discorso è abbastanza complesso, però ve lo butto lì solo velocemente proprio per dire che, ad esempio, per le ristrutturazioni edilizie globali dove ho una detrazione di 100.000 euro, avevo un conteggio di detrazione diverso, adesso diventa un 100.000, diciamo che avevo un conteggio che si aggirava sui 180.000 perché avevo il 65% fino a massimo 100.000 di detrazione. Questo conteggio cambia e diventerà 200.000 perché io posso detrarmi il 50%, quindi 100.000. Questo è un esempio per spiegarvi che il limite di spesa varia, il limite diciamo di spesa, la detrazione rimane invariata per l'eco bonus. Altra anomalia, altra segnalazione, il sisma bonus acquisti, appunto, se ce l'abbiamo, sinceramente probabilmente sarà ridotto perché non serve più avere un sisma bonus acquisti perché non abbiamo più l'aliquota più elevata. Ecco, quello che è importante è che a questo punto ci basta anche che ci sia solo un miglioramento sismico, non è neanche necessario di avere le classi di rischio,
di 1 o 2 classi, perché a questo punto abbiamo comunque il 50% di detrazione. E questa cosa qua, nel momento in cui abbiamo appunto da spesare, da decidere quali documenti produrre per la dichiarazione dei redditi, cambia sensibilmente, perché il sisma bonus richiede degli interventi, delle asseverazioni tecniche molto importanti, molto costose, e che vanno depositate a delle condizioni molto particolari. Quindi io tutta l'attività che riguarda il sisma bonus è comunque un'attività di manutenzione straordinaria che può tranquillamente rientrare nei bonus edili. Altra novità è la bonus casa, eco bonus, parliamo di entrambi, è l'esclusione delle caldaie alimentate a combustibili fossili per adeguarsi alla normativa europea recepita per le case green. Da gennaio 2025 non è più possibile cambiare la caldaia, sostituirla con una caldaia invernale, climatizzazione invernale parlo, con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili. Cosa significa caldaia unica? Significa che se io ho un sistema ibrido costituito da una pompa di calore elettrica integrata a una caldaia a condensazione a gas, quello comunque potrà essere detraibile. Rimangono e continuano invece ad essere sempre detraibili gli acquisti dei microgeneratori, anche se appunto alimentati a combustibili fossili, e i generatori a biomassa. Altra, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas. Cose particolarissime che sinceramente non vediamo mai. Però quello che è fondamentale, forse quella più frequente, è il sistema ibrido. Ecco, quello continua ad essere detraibile. Dunque, quindi attenzione, naturalmente, se io ho fatto un lavoro nel 2024 che però si conclude nel 2025, io comunque l'acquisto del 2024 della caldaia lo posso detrarre. Non è che me lo esclude l'Agenzia delle Entrate, me lo escluderebbe se io l'avessi acquistata nel 2025, questo sì. Barriere architettoniche, ultimo anno di detraibilità all'aliquota maggiorata del 75%, perché le barriere architettoniche si fermano al 2025 con l'aliquota maggiorata. Poi eventualmente ritornano comunque nelle detrazioni come opere edili di manutenzione straordinaria, perché comunque possono rientrare in quell'ambito. Quindi non è che stanno eliminando le barriere architettoniche, hanno eliminato la percentuale di detraibilità del 75%. Questa detraibilità riguardava spese sostenute appunto da gennaio 2022 a dicembre 2025, c'erano determinati requisiti che chi ha iniziato i lavori nel 2023, nel 2024 aveva già rispettato, e che appunto normalmente diciamo abbiamo già tutti questi requisiti, inizio lavori e così via. Però quello che è importante è che dal 2023 appunto parlo appunto per chi ha fatto barriere architettoniche nel 2025, 24, 25, queste barriere architettoniche si devono limitare alla realizzazione di scale, rampe, ascensori, servoscale o piattaforme elevatrici, perché tutte le altre attività che avevano iniziato nel 2023, nel 2022-23 e che riguardavano per esempio le scale, gli impianti tecnologici, le finestre e così via, quelle dal 2024 non erano più detraibili. Come appunto c'era questa clausola di salvaguardia per tenersi le spese riferite a queste tipologie di lavori, ma quello che è fondamentale, ripeto, è che nel 2026 le barriere architettoniche non ci sono più, e
tutto questo può rientrare comunque nella detrazione IRPEF del bonus casa come lavoro edile. Ovviamente c'è comunque un danno, perché io le barriere architettoniche avevo un limite di spesa separato dai lavori edili, quindi potevo metterle a parte e superare la soglia dei 96.000 euro. Adesso non più. Io adesso devo farlo rientrare tutto nell'attività del bonus edili. Anche qua abbiamo, l'ho lasciata, è una slide dell'anno scorso, ma ve la lascio, l'ho lasciata lo stesso perché per ricordarvi, perché era una novità e magari qualcuno ancora non l'ha recepita, che gli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo sono detraibili al 50% e sono detraibili come spesa di recupero edilizio, non riqualificazione energetica. Nella riqualificazione energetica rientrano solo gli impianti, i pannelli termici, quelli per la produzione dell'acqua calda, ok? Il fotovoltaico va in E41. Altra memo, diciamo, che è già in vigore da un bel pezzo, ma che dobbiamo ricordarci sempre, che quando io supero i 70.000 euro devo avere l'applicazione, la prova che i lavori edili, allora, quando supero i 70.000 euro di importo complessivo lavori, quindi mettiamoci l'idraulico, mettiamoci l'elettricista, mettiamoci il lavoro edile, l'impresa edile, io comunque supero i 70.000 euro, bene, l'impresa edile mi deve attestare l'applicazione del contratto collettivo nazionale per gli edili. Se non ce l'ho, perdo tutto. Perderò ovviamente la spesa dell'impresa edile, quindi per avere diritto alla detrazione del lavoro dell'impresa datomi da questa impresa che ha dipendenti e a cui non applica il contratto collettivo dei lavoratori edili, io perdo quella spesa. Quindi io come la devo documentare questa cosa? Intanto va scritta nel contratto di appalto subito, che deve avere una data certa. Se non l'ho scritta nel contratto di appalto è un problema, perché rischio di perdere, anzi perdo la detrazione, perché oltre ad averla scritta nel contratto di appalto io dovrò indicarla nel contratto, nella fattura di spesa. Quindi non io, l'impresa dovrà indicarmi nella fattura dei lavori eseguiti, dovrà indicarmi che io ho l'applicato e che l'impresa ha applicato un contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili. Non me lo dice in fattura, sappiamo che le fatture elettroniche non si possono più modificare, va bene, me li dai una dichiarazione sostitutiva che io collego alla fattura. Però se io alla base non ho un contratto di appalto sul lavoro edile che ripete questa clausola, cioè dice che l'impresa applica il contratto edile, la spesa non si può detrarre. Altra importante cosa che io ricordo sempre, perché nessuno mai ci fa attenzione e succede spesso che le fatture siano sbagliate, è l'attestazione della congruità prezzi. Allora, esiste un decreto del MITE del 2022, l'allegato A, che definisce determinati valori per i lavori di riqualificazione energetica. Quindi mi dice per le caldaie a un certo punto di kilowatt termici quanto posso detrarmi, la schermatura solare quanto posso detrarmi al metro quadro. Se io non rispetto questi valori di congruità, non ho diritto devo ricondurre il valore di prezzo. Quindi attenzione, non è il valore che io mando all'Enea dove indico che è congruo, perché l'Agenzia delle Entrate comunque farà il controllo, quindi io devo rispettare l'allegato A del decreto MITE. Il decreto MITE doveva essere aggiornato periodicamente, al momento non mi risulta che sia ancora aggiornato, quindi il riferimento è sempre quello, e devo fare il calcolo. Quindi cosa succede? Spesso c'è stato contestato in vari controlli dall'Agenzia delle Entrate una fattura tipico esempio del negozio che vende tende, schermature solari,
Io posso detrarle, sì, ma devo rispettare il limite dei 276 euro al metro quadro della tenda, escludendo i lavori di montaggio. Quindi se il negozio non mi specifica distintivamente i lavori di montaggio, rischio di andare fuori dal limite e quindi di dover ricondurre la spesa. Questa asseverazione di congruità è necessaria quando stiamo parlando di lavori importanti, di riqualificazione energetica, ad esempio la riqualificazione globale o gli involucri, i lavori sull'involucro dell'immobile. Può invece essere fornita da una dichiarazione del fornitore quando io parlo di infissi, di schermature, di caldaie con potenza non superiore ai 100 kW, oppure quando parlo di building automation. Il bonus verde, anche questa slide che definiva come detrarsi le spese, 2025 perso, non c'è più, non si può più detrarre la spesa riferita al bonus verde dal 2025. Rimane invece il bonus mobili, quindi il bonus, la spesa arredo delle immobili soggetti a ristrutturazione edilizia, perché questa è invece prosegue sempre nel stesso limite di 5.000 euro se ad intervento, era lo stesso limite che era nel 2024, dovrebbe proseguire anche nel 2026. Attenzione al discorso di comunicazione all'Enea, perché nella comunicazione all'Enea c'è anche la classe energetica dei beni acquistati, che deve essere di tipi nuova, perché ci sono nuove classifiche, e sono la classe E, la classe F per lavatrici, frigoriferi e così via. Nel 26 appunto abbiamo riconfermato il bonus nel limite dei 5.000. E adesso io lascio la parte velocemente al mio collega, non credo ci siano quesiti, non vedo quesiti particolari, e quindi siamo a posto, possiamo continuare. Le novità per il 2026 non sono molte, sono quelle contenute nella legge finanziaria e a noi interessano qui quelle relative alle persone fisiche da utilizzare nel modello 730. Ve le abbiamo anticipate un po' durante le webinar. Quella principale sarà la riduzione dello scaglione e dell'aliquota da applicare allo scaglione intermedio IRPEF per i redditi da 28.000 euro a 50.000 e l'aliquota scende da 35 al 33. Quindi per questa fascia di reddito c'è un risparmio fiscale che l'erario ha deciso di recuperare, nel senso di ridistribuire quello che perde in quella tassazione lì, dovrebbe intendere a recuperarlo applicando un abbattimento forfettario di 440 euro alle detrazioni. Quindi resteranno in vigore tutti i conteggi di cui abbiamo parlato oggi per il 2025, però per i redditi poi complessivi superiori a 200.000 euro, una volta fatto il conteggio delle detrazioni dell'importo spettante, vi sarà un abbattimento forfettario di 440 euro, questo nel 2026, e per recuperare appunto, secondo il fisco, quanto ha perso riducendo l'aliquota nella fascia media delle aliquote. L'altra cosa sono le locazioni brevi, ve lo ricordiamo, mi raccomando, dal 2026, da quest'anno, quindi già in fase di assistenza. Ricordiamo ai contribuenti che devono adoperarsi per l'apertura della partita IVA se sono titolari, insomma, di contratti di locazione brevi per più di 2 appartamenti, quindi non scatta più dal quinto appartamento in avanti, ma dal terzo appartamento in avanti l'obbligo di apertura partita IVA, perché è considerata attività d'impresa. Per un immobile cointestato potrebbe accadere il caso in cui un soggetto è proprietario soltanto di 2, un altro di più immobili, e per lo stesso immobile, perché questo riguarda la persona, una parte sarà gestita come attività privata, diciamo, e un altro soggetto sarà obbligato, se possiede più immobili al 50%, sarà obbligato ad aprire partita IVA. Quindi bisogna vedere singolarmente la persona, non il singolo immobile. La persona fisica quanti immobili detiene, anche al 50%. Il cuneo fiscale bonus sono quelle due agevolazioni di cui abbiamo parlato prima,
introdotte nel 2025 ma confermate anche nel 2026. E il bonus che riguarda i redditi sotto i 20.000 euro, e poi che c'è, vi ricordate, una percentuale da applicare, sono 3 fasce e un'agevolazione riconosciuta quindi al dipendente, e l'altro invece è l'ulteriore detrazione, che sono quei 1.000 euro riconosciuti dai 20.000 euro fino ai 40, che però si riducono dai 32.000 euro fino ai 40 proporzionalmente. Provvidenza complementare nel 2026 hanno innalzato la possibilità di dedurre quindi dal limite non più quelli che da tantissimi anni c'era, i 5.164 euro, i vecchi 10 milioni di lire proprio, ma l'hanno aumentato a 5.300 euro, questo a partire dal 2026. Il nuovo ISEE tiene conto sempre dal 27, terrà conto anche delle valute estere e delle criptovalute. Questo in linea con quanto abbiamo detto prima ormai del fatto che l'Agenzia delle Entrate è in possesso dei dati che vengono dati da scambi con anche fonti estere, di quello che sono le detenzioni di valute estere ed anche delle criptoattività, criptovalute. Quindi l'ISEE sarà obbligatorio tenerne conto per il conteggio. Cosa vuoi dire tu? Cosa volevi dire? Ecco, ricordiamo anche la variazione dell'aliquota per le criptoattività, che le plusvalenze da cessione di criptoattività passa dal 26 al 33%, e la stessa cosa, rivalutazione. La rivalutazione dei terreni passa dal 18%, se vogliono affrancare i maggiori valori adesso, passerà al 21% nel 2026, quindi ormai siamo nel 26, quindi già sono valori attuali. Le plusvalenze verranno tassate al 33% delle criptovalute e gli affrancamenti dei terreni al 21%, perché ormai siamo già in fase. Adesso ti passo, spostati un po' in ambiente. Non ci vede? No, beh, sono comunque inquadrato. No, non sei inquadrato. Okay. Sono comunque inquadrato in ogni caso la mia presenza. E no, quesiti vedo non ce ne sono più, bene, quindi io faccio ancora 2 appunti di servizio a questo punto e in conclusione. Come già accennava Silvia, prossimamente verranno prodotte delle pillole sempre riguardanti i 730, ce ne sarà una sui bonus edili, una sulle erogazioni liberali, spese sanitarie, uno sui quadri CMT e un altro sul quadro W. Sono pillole destinate soprattutto ai professionisti, ai compilatori dei 730, per cercare di uniformare appunto il comportamento dei vari professionisti che lavorano per noi. Altro punto, come avete visto, le slide sono numerose, sono molto dettagliate. Il tempo a disposizione per redigerle, come al solito, è sempre breve, quindi ci sono stati alcuni refusi, verranno corretti e quindi le slide corrette le slide verranno rese disponibili quando appunto avremo sistemato i refusi. Sulle basi delle slide che abbiamo appena visto, le complessità di redazione del modello 730, come abbiamo visto, aumentano di anno in anno. Quindi, secondo me, come già accennavo prima, nonostante le dichiarazioni precompilate raccolgono sempre più dati, l'Agenzia delle Entrate riesca sempre a inserire più dati, la complessità del modello stesso fa sì che i modelli 730 veicolati dai CAF siano addirittura in aumento. Quindi, e questo ovviamente è una diretta conseguenza della complessità della normativa fiscale. Quindi importante rivolgersi ai CAF e rivolgetevi a noi, ovviamente, vista la trentenaria esperienza che abbiamo,
Ringrazio i nostri relatori Silvia Peruzzo e Tamaro Capasso, e alla prossima occasione. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e a presto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci.